Buonasera a tutti, amici di Balto TV, è lunedì sera e come ogni settimana, puntualmente alle 20:45 andiamo in onda con la rubrica Bel tempo si spera. Una situazione meteorologica che è stata caratterizzata in queste ultime giornate da un clima temporaneamente più mite e ce lo spiegherà più nel dettaglio questa fase, diciamo, che ci ha appena oltrepassati con clima decisamente più mite e adesso vedremo quale sarà la tendenza per quanto riguarda i prossimi giorni. Abbiamo però anche questa sera due ospiti d'eccezione, non prima però di presentare loro, chiediamo all'intera utenza di segnalarci degli interrogativi che possiamo fare direttamente ai nostri ospiti, quindi sentitevi liberi di comunicare, di interagire con noi in modo da arricchire ulteriormente la rubrica di questa sera. Ma come dicevamo poc'anzi, abbiamo due ospiti d'eccezione anche questa sera, li abbiamo già avuti i nostri ospiti nelle settimane che ci hanno appunto diciamo appunto alle spalle, però questa sera li abbiamo ancora con noi. Marco Rabito, presidente dell'Associazione Meteo in Veneto, e anche Davide Rosa, sempre socio ordinario della medesima associazione, quindi sempre di Meteo in Veneto. Ringrazio tutti loro, buonasera. Ciao Buonasera Marco. Riccardo. Buonasera a tutti. E ciao Davide. Ciao Allora, Riccardo. questa sera, in tema proprio con la puntata, diamo subito uno sguardo alla primavera. La primavera che tu, Marco, ci vuoi dire quando avrà inizio, diciamo, sotto il profilo meteorologico? Allora, come sappiamo, la primavera meteorologica ha inizio con il primo giorno di marzo, quindi il mese di marzo vede l'avvio della nuova stagione dal punto di vista di quelle che sono le osservazioni e le analisi che vengono fatte dal punto di vista statistico nel campo della meteorologia. Poi chiaramente anche in epoca di primavera meteorologica nulla esclude che possano verificarsi anche dei fenomeni totalmente appartenenti alla stagione che ha preceduto la primavera, ovvero l'inverno. Soprattutto nella prima parte della primavera meteorologica, ovvero nel mese di marzo, sono ancora possibili degli episodi che sono magari dal punto di vista climatologico appartenenti, un po' riconosciuti da tutti come invernali. Mentre l'ultimo mese della primavera meteorologica, soprattutto negli ultimi decenni, ci ha mostrato essere molto di più similare o simile a quelli che sono poi gli episodi atmosferici che caratterizzano in genere i mesi estivi, quindi i mesi di giugno, luglio e di agosto. Il mese di maggio appartiene soprattutto nella sua seconda metà sempre di più a quella che è l'estate, una stagione che si è un po' ampliata dal punto di vista delle osservazioni climatologiche. Dicevi bene che negli ultimi giorni abbiamo avuto delle temperature abbastanza elevate, non elevate in senso assoluto, attenzione. Sono state temperature elevate se rapportate alla copertura del cielo, spesso omogenea, quindi in pieno giorno con cielo nuvoloso abbiamo osservato temperature prossime ai 12-13 gradi sulle zone pianeggianti della nostra regione. Non solo, le temperature sono state abbastanza elevate anche all'interno delle valli, nei fondovalle ancora innevati, quindi in quel caso hanno prodotto anche una fusione notevole del manto nevoso che si era ben conservato per tanti giorni nei giorni precedenti, proprio perché avevamo temperature più consone alla stagionalità. Però vorrei dire una cosa ai nostri amici che ci ascoltano. La primavera per il momento potrà attendere perché sebbene nei prossimi 2-3 giorni ancora avremo condizioni simili a quelle dei giorni appena trascorsi, quindi con temperature abbastanza elevate, soprattutto in orario diurno e con dell'instabilità, a partire da venerdì soprattutto sono in arrivo correnti completamente differenti, correnti che non, anziché prevalere da ovest come sono state nei giorni scorsi, saranno correnti che prenderanno forma da oriente, quindi correnti che partono da molto lontano, dal Mar di Kara, dalla Nuova Zemlya, insomma sono correnti che sono particolarmente fredde, soprattutto nei primi 2000-3000 metri di altezza, quindi capaci di abbassare le temperature notevolmente anche sulle zone pianeggianti. Ancor più quando si arriva da un periodo piuttosto mite, si sentiranno di più questi cali della temperatura. Si fa un gran vociare, ho visto sul web, sui siti commerciali della meteorologia, di quale ondata di freddo sta arrivando sul nostro territorio. Ancora non siamo in grado di stabilire con esattezza quale sarà la portata di questa fase fredda. Sicuramente possiamo dire che andiamo verso un periodo nettamente più freddo.
La portata la capiremo un passo alla volta, capiremo ancora di più un passo alla volta quali saranno invece gli effetti sul territorio, perché se già possiamo stimare che in una prima fase queste masse d'aria saranno prevalentemente secche, quindi non accompagnate da precipitazioni, accompagnate da cielo sereno, da aria piuttosto tagliente, ma aria secca. Altro non possiamo dire invece sui giorni che seguiranno. Non possiamo comprendere se avremo una prevalenza solamente di correnti secche o se queste correnti andranno a interagire con masse d'aria un po' più umide, quindi di apportare anche delle precipitazioni. Siamo in un arco di tempo troppo lontano, siamo nell'ignoto e siccome il meteorologo cerca di analizzare quello che è possibile conoscere e cerca sempre di tenersi abbastanza lontano dall'ignoto perché rischia di fare anche delle brutte figure oltre che calpestare questa scienza, ecco è bene fermarsi prima, è bene limitarsi a dire che la primavera per il momento, caro Riccardo e cari nostri ascoltatori, può attendere. Io ne approfitto dopo, prima di dare la parola a Davide, per ringraziare Valdo TV per l'opportunità che ci dà con questi appuntamenti di fare della buona meteorologia, soprattutto in un'epoca in cui è complicato portare avanti argomenti scientifici con un approccio che sia quantomeno corretto. Ecco, io non parlo di approcci accademici, parlo quantomeno di trasmettere alle persone quello che sono le corrette informazioni. E già questo è veramente tanto. E Valdo TV deve ritenersi orgogliosa di dare questo contributo alla scienza. Grazie Marco per averci anche ben spiegato come la meteorologia, comunque essendo una scienza per quanto appassionante, comunque sempre incerta, ha dei limiti ed è proprio per questo motivo che anche attraverso le previsioni meteorologiche non possiamo spingerci troppo in là, in quanto specialmente in condizioni di instabilità o di tempo perturbato, la situazione ovviamente è molto complessa ed è complessa anche nelle variabili che circondano un po' tutto il sistema caotico che comunque la meteorologia ovviamente predispone. Adesso diamo la parola per qualche minuto anche a Davide Rosa, il secondo nostro ospite, lo ricordiamo, socio ordinario sempre di Meteo in Veneto, dell'Associazione Meteo in Veneto. Con te, Davide, già la scorsa settimana che sei stato nostro ospite, abbiamo un po' toccato diversi punti sotto il profilo invernale, ci hai fatto vedere anche diverse raffigurazioni che un po' mettevano alla luce la Valbelluna, l'innevamento che aveva la Valbelluna, che poi nel corso dei giorni l'abbiamo visto proprio scomparire gradualmente, progressivamente. Mi dicevi che questa sera tu hai anche qualcos'altro da farci menzione che riguarda però più che altro una località montana delle Dolomiti, vero? Sì, e allora nel prosieguo appunto di questa stagione c'è stata una caratteristica che ha accomunato gli ultimi episodi perturbati. Quella, abbiamo avuto appunto delle situazioni, come dire, sempre più tiepide. Va bene, siamo partiti da degli episodi di natura di stampo invernale verso fine dicembre per arrivare poi a proseguire appunto i primi di gennaio ancora con appunto episodi di neve anche a basse quote e tutto, e per arrivare appunto adesso all'ultimo peggioramento, quello che è terminato stanotte, appunto tra ieri e stamattina, che è stato caratterizzato da temperature abbastanza elevate, quindi con limite della neve alto. Tant'è vero che osservando appunto le varie località montane, mi sono appunto accorto che state un paio di località, Cortina, Falcade, Cortina abbiamo visto tutti ieri sera un po', no? Quindi con il momento dell'inaugurazione, con le cerimonie di inaugurazione dei mondiali, abbiamo visto che si era, dico quasi miracolosamente, girati in neve. Al mattino c'era ancora un po' di neve al mattino di ieri verso Cortina, nevicava un po' Falcade, ma faticava veramente a scendere il limite della neve. Si è tenuto alto 1500-1800 metri e nelle località che seguo abbastanza da vicino, che è Sappada appunto, è riuscito a nevicare poco, ha nevicato proprio a alcune fasi verso metà, fine mattinata e poi la notte tra ieri ed oggi. E cosa succede? Succede che effettivamente uno dice, cavoli, la pioggia che fonde la neve e tutto,
Beh, alla fin fine noi sappiamo che la fusione l'abbiamo quando le precipitazioni cominciano a cadere con 3, 4, 5 gradi sopra lo zero. Sotto quelle temperature è difficile che fonda, tant'è che sono andato a vedere un po' di immagini di Sappada e alla fin fine non c'era tanta differenza dai giorni scorsi, insomma, in seno appunto alla fusione. E a questo punto, visto che sembra che in futuro arrivi una fase più fredda che potrebbe poi potenzialmente essere seguita magari da altre perturbazioni che comunque possono portare a neve nei nostri monti, ho detto, vabbè, è un inverno buono per Sappada, andiamo a vedere un attimo quelli che sono stati magari inverni, come dire, paragonabili, no, a questo. C'è stato un inverno che decisamente dal punto di vista degli spessori ha superato questo, no? Nelle località di Sappada è stato l'inverno 50-51. Un inverno dove, ci tengo a precisare, anche collegandomi a quello che ha detto Marco, proprio come dire per il nome di quella che è la correttezza dell'informazione, un inverno dove ci sono state una serie di nevicate, di ripetute nevicate. La gente è abituata un po' a dire sì, nell'inverno 51 c'è stata la grande nevicata di febbraio, in realtà non è stata la grande nevicata, ma una serie di nevicate che, se mi lasciate condividere lo schermo, se è Prego, possibile, prego, vai pure. come dire, hanno portato Sappada a una situazione che era abbastanza pesante dal punto di vista proprio della gestione, no, della neve, quindi del lievo della neve, dei tetti, come organizzare anche le vie di comunicazione, no? Va bene, adesso vediamo un Sì. po' quando si... perfetto. Ci vuoi dire un po' anche la sommatoria di quello che è Non ci stato sono accumulato? dati a disposizione per la neve in quegli anni. Per Ah, noi le misure ufficiali della neve al suolo partono appunto con i dati ARPA, nelle località montane intendo, località montane. sì, certo. Perlomeno non ho visto negli annali, non ho scrutato negli annali delle misure proprio della neve depositatasi al Ma suolo. se vogliamo fare un'analisi approssimativa, Vediamo un attimo, allora, io adesso ho dei dati dai quali si sì, può comunque ricavare, no? Si può ricavare comunque. ecco, Adesso perfetto. io lo schermo l'ho condiviso in teoria, se riuscite un attimo a vedere, vediamo un po', se mi confermate, si Sì, dovrebbero sì, prego, vedere. prego, si vede tutto, molto Perfetto, bene. benissimo. Allora qua, scorre anche abbastanza rapidamente. Cosa si può vedere? Si può vedere che, vedete, no, le scale, nel senso che servivano per far accedere appunto gli uomini che spalavano la neve dei tetti, no? E guardate la neve che raggiunge i primi piani, si può dire, cioè tutta quella neve che comunque è caduta, che hanno tolto dai tetti, che si deposita attorno alle case, che crea appunto questo effetto, come dire, no, un effetto abbastanza oppressivo nei confronti delle case. Qua c'è una piccola chiesetta e appunto un po' la neve caduta dal tetto, un po' la neve abbondante. Cosa si vede? Si vede solamente appunto il dispositivo, la torretta della campana, no? E la croce uscire. Ricorda un po' la chiesetta che abbiamo sul rifugio Gilberti sopra Sella Nevea in Friuli, questa, no? Solo che qua siamo Sì. a 1250 metri a Sappada, insomma non è poi così tanto. Ecco che qua sono immagini che ci ricordano anche quest'anno alla fin fine, però con un aumento decisamente superiore. Vuoi Adesso ribadirci l'anno così lo l'anno è focalizziamo, lo ricordiamo appunto è meglio? del trimestre invernale, dicembre, gennaio, febbraio del 1950-1951, quindi dicembre 1950, gennaio e febbraio del 51. Appunto potete vedere anche le persone, cioè nel senso che la dimensione delle persone in confronto ai volumi di neve, vedete le gallerie che scavavano, e qua sono una serie di foto abbastanza impressionanti dove appunto si nota chi andava a togliere neve dai tetti, ma vedete no, nel senso ce n'era veramente tanta, veramente tanta. Sono immagini appunto che lasciano abbastanza, sì, sorpresi, insomma, no? Qua vedete il Sierra, si capisce che è Sappada perché sono le montagne tipiche, questo qua è Cima Sappada, sono immagini del Cima Sappada, d'accordo? E qua abbiamo un po' di dati, se riuscite a vedere un attimo, proviamo magari a fare una stima, ma è difficile, Tosi, è difficile, magari anche te Marco se vuoi un po' intervenire, ok, per vedere cosa. Allora, ci sono delle simbologie. Le simbologie nei vecchi anali idrologici
distinguono nitidamente quelle che sono le precipitazioni piovose, vedete questi pallini neri, da quelle nevose, gli asterischi, d'accordo? Se riuscite a notare, io faccio un ingrandimento, riuscite a leggere, Marco? Riesci a vedere? Sì, 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 Perfetto. si vede anche la pioggia e neve con asterisco pallino. Asterisco Sì, pallino, la benissimo. distinzione. Cosa possiamo dire qua? Guarda, basta vedere le temperature minime e massime. Io ho sovrapposto le temperature e le precipitazioni. Qua non possiamo dire che 10 mm sono finiti in tutti in neve, perché ci sono anche pioggia, d'accordo? Qua è solo neve, quindi non so, possiamo mettere un 20% circa, perché dopo quella pioggia si consolida, va bene? Un 20%, quindi possiamo dare, non so, un 2 centimetri, possiamo mettere un 2-4 centimetri circa, quindi come sommatorie delle nevicate, non è che possiamo dare, come dire, lo spessore complessivo della neve al sole, perché quello va misurato e le misure vanno fatte appunto a norma. Adesso noi abbiamo la possibilità, abbiamo le conoscenze per misurare a norma un manto nevoso, al tempo probabilmente se ne andava parecchio a spanne, d'accordo? E i dati appunto non sono tanto utilizzabili a fini scientifici, però questi 2-3 centimetri li possiamo sommare a questi 12 centimetri, siamo andati tutti quanti a segno, va bene? Io faccio proprio a stima un 20% di millimetri, d'accordo? Quindi qua possiamo dire un 3, quindi un 5 centimetri più 12, possiamo fare un 17, che sono dati normali per Sappada, no? Anche qua facciamo un diviso 5, quindi possiamo fare un 7-8 centimetri, ok, un 25, vedete che sono altri episodi di pioggia mista a neve, va bene, Certo, altri 2 sì. centimetri, 27, qua siamo a 35 centimetri di neve fresca, non spessori al suolo intendo, 46, 53, qua erano invece nevicate, vedete, qua erano proprio situazioni da neve, no? Ok? Qua abbiamo un'altra trentina, quindi abbiamo un'ottantina di centimetri di fresca, che potrebbero essere un 30 cm del suolo, un 30 con il consolidamento, un 30-40 cm del suolo, ok? Andiamo a sommare questi che sono di sola neve, quindi siamo a un centinaio, va bene? 100-105 cm di fresca per quanto riguarda dicembre, non di più, assolutamente non di più. Oltretutto consolidati in quello che potrebbe essere un mezzo metro. Questo è dicembre. Sono stati parecchi episodi, però è nevicato, non possiamo assolutamente dir di no. Allora, adesso andiamo a vedere gennaio, il mese di gennaio. Tra l'altro, D'accordo? Davide, aggiungo, finché cerchi gennaio, aggiungo che una neve Eccolo come qua. questa, che aveva subito anche della pioggia, quindi anche trasformata, consolidata, diventa una neve difficile da trattare. Una neve tosta, signori, una neve veramente tosta. Eccoci qua. Allora, qua abbiamo 2 giorni di neve. Qua abbiamo a gennaio, stiamo parlando del 3-4 gennaio del 1951, e qua abbiamo 40 cm equivalenti, 70 cm equivalenti di sola neve. Ecco, a gennaio c'è stata proprio un'inversione di tendenza dell'inverno. Qua ha cominciato a nevicare, questo è un buon metro di neve, 90 cm, dai, diciamolo così, una novantina di centimetri di neve, quindi di aumento del manto, quindi qua probabilmente il manto cominciava a essere di 100-120 centimetri. Attenzione che quest'anno, al 4 gennaio, eravamo molto più avanti rispetto al 50-51. L'inverno 50-51, dal punto di vista della neve a Sappada, è stato veramente potente. In febbraio, si è concentrato molto in febbraio. Qua abbiamo avuto 45 millimetri equivalenti, meno 3,0, io questo qua farei anche metà, un'altra ventina di centimetri, quindi qua cominciamo a essere appunto sui 210 di fresca, e potrebbero essere, con il consolidamento che è stato in questi giorni, e potrebbero essere cosa siamo arrivati? Siamo arrivati a 1,20 m, 1,30 m 130, circa. 1,30 m, sì, sì. 130, sì. Qua abbiamo 20 di sola neve, va bene, possiamo fare 1,30 m, 1,40 m, dai 10 cm compresi il consolidamento, quindi proviamo a immaginarci 1,40 m circa Sappada, non siamo tanto distanti. Attenzione, vedete che ci sono stati periodi molto stabili qua a Sappada, con temperature basse, no? Potete ben notare che laddove appunto torna il cielo sereno, le temperature, vedete, vanno a 2 cifre. Un po' come è successo anche a dicembre. Dicembre, forse non l'abbiamo neanche notato, ok? Non l'abbiamo notato, ma a dicembre abbiamo avuto meno 16, meno 17 dal 21, 20, 21, 20, 19, 20, Quindi 21, ecco, vedete, temperature anche molto basse. E quest'anno mi sa non abbiamo raggiunto i meno 15, abbiamo fatto meno 15 qualcosa, se parla come minima assoluta, Va bene, perché con la neve al sole, Adesso sì, Davide, vedremo anche nei prossimi giorni, perché se certo, sarà confermata
quell'ondata di freddo che la modellistica appunto vede, andremo proprio a capire se c'è questa possibilità di vedere ancora delle temperature simili o addirittura superate, staremo a Chiaro. vedere. E poi arriviamo a febbraio. A febbraio, sì, prego Marco, dimmi pure. Febbraio ha bastonato terribilmente, febbraio. Febbraio del 1951 è stato molto ma molto nevoso. È stata una perturbazione che è durata 4 giorni, va bene? Sì. E qua, nonostante queste temperature, qua 1,1 significa che comunque erano temperature di poco sopra lo zero, probabilmente nevicava senza fare chissà quali accumuli, va bene? E uno di massima. Però la neve pesante, intrattabile, Sì. La neve molto pesante. La neve collosa che attaccava tutte le superfici. Guardate qua. Quella qua che abbiamo visto nelle immagini. Sì, sto parlando di 150 mm equivalenti che potrebbero ben corrispondere a un altro metro di neve che va a sommarsi a quello che è il metro e mezzo preesistente, va bene? E il patatrack poi è arrivato successivamente, quindi l'esigenza di togliere le neve dai tetti ce l'abbiamo qua con una nevicata, questo -8 probabilmente è una minima raggiunta alla sera, però vedete no, com'era il regime, quindi 4, -1, 2, 4 -1, 2 significa che qua avevamo una nevicata proprio al limite, altri 150 mm di mista, sia neve che pioggia, quindi alternanza neve e pioggia, va bene? Quindi qua probabilmente siamo andati oltre anche i 2,5 metri, qualcosetta di più, 2 metri, sui 2,40 metri, 2,50 metri, anche 2,60 metri, 70 secondo me. Davide, permettimi una cosa, Davide. Sì. Proviamo ad analizzare, anche a fare, non so, una stima sul peso per metro cubo di quella neve lì. Sì, quando arriva... È possibile fare una stima? Sì, normalmente, parlo mediamente, quando una nevicata cade con temperature vicino a zero o sotto, fatica ad aumentare di densità. C'è, se mi permettete un attimo, perché ho aperto anche un sito dove discutiamo appunto anche della neve caduta, va bene? Sì, poi Marco, intanto che tu cerchi il materiale, questo... giustamente Marco ha fatto un po' la differenziazione tra la tipologia di neve che può scendere anche in base alle temperature registrate. Vedete questa? Guardate questa. Questo qua è un profilo stratigrafico. Vedete? Profilo stratigrafico con la densità qua sulla destra. E qua abbiamo i primi 200 cm di neve al rifugio Gilberti, quindi Sella Nevea si può dire, no? D'accordo? Sì. E guardate le densità, abbiamo la parte sottostante che è 390 kg no, a metro cubo. Il resto siamo, a parte questo strato qua a 360 circa, il resto siamo a 140, 200 kg a metro cubo, che sono valori bassi. Ma perché valori bassi? Perché questo è un profilo fatto il 4 di febbraio, attenzione, vediamo un po' la data, eccolo qua, 4 febbraio alle 8:30, va bene? Perché? Perché a queste quote, in questo sito, fino a l'altro ieri, era nevicato con temperatura zero o sotto zero, quindi i vari cicli di gelo di gelo non permettono alla neve poi di assumere, di acquisire quella densità, quella elevata densità di cui ha parlato Marco e di cui adesso parleremo. Che solo la pioggia può dare quella densità lì. No, esattamente. Solo allora, la pioggia su neve. Una neve che cade mista a pioggia o comunque una neve pesante con temperatura zero, diventa una neve veramente tosta, e quando rigela, quella si fa fatica proprio a togliere con 400-450 kg a metro cubo di densità. Ecco, parlare di valori superiori non voglio esagerare, voglio comunque tenermi su quelle che sono cifre comunque elevate. Qui, qua a Sappada, a parer mio, con anche queste ripetute piogge, si è arrivati a febbraio del 1951 ad avere una neve proprio di questo tipo, ad avere una neve pesante, una neve, come dire, estremamente ostacolante, e si sono viste appunto le foto. Il paragone con quest'anno è presto fatto. Io qua ho le ultime foto di febbraio, d'accordo, quelle di febbraio del 4 febbraio del 2021, quindi si parla di 4 giorni fa, e anche qua si può vedere proprio anche le tipologie di neve. Vedete che è una neve che non è soffice, è proprio una neve
che ha subito parecchi cicli di gelo di gelo. Va bene, anzitutto la neve è abbondantissima, vedete, no? Quindi dai tetti, dal cielo, e quindi qua hanno dovuto proprio liberare, creare questi muri impressionanti, quindi sono muri che sono superiori ai 2 metri, va bene, però si vede proprio anche delle immagini che è una neve molto, molto pesante. Molto Sì, pesante, esatto. sì. E qua si vede che è subito cicli di gelo appunto da appunto questi elementi di ghiaccio, quindi c'è stata fusione rigelo, e potete anche notare da questa immagine, insomma, è una neve che farà veramente fatica ad andare via. E qua appunto è il giorno successivo, mi sembra questa, va bene? E qua siamo un po' più alti di quota, quindi si vede una neve leggermente più farinosa rispetto a quello che si vedeva Un po' giù. più Qua soffice, siamo sì, sì. tornati in paese, ecco, e nel senso non è che ci sia proprio così tanta differenza con il 1951. Diciamo che il 51 a parer mio aveva 80-90 centimetri magari in più di spessore di neve al suolo, va bene, rispetto a questa. Questo vado un po' a stima, va bene, non è che sia proprio una misura precisa, anche vedere le foto, vedere un po' come erano messi i tetti, eccetera, eccetera. E, è comunque un signor inverno questo per Sappada, non è assolutamente trascurabile, ed è un inverno che, nel senso che il 2013-2014 chiaramente nevicava a quote abbastanza alte, come dire, a volte pioveva, a volte nevicava, ma non è che aveva accumulato, aveva accumulato bene, ma non a questi livelli. Ecco, diciamo che il Sì, diciamo che c'era 2008-2009 invece aveva disomogeneità. nevicato a questi livelli. Prego. No, diciamo che nel 2013-2014 come annata c'era disomogeneità tra Certo, pioggia e certo, neve. certo. Bene, allora Perfetto. Davide, hai Perfetto, il dato mio una excursus panoramica. su Sappada, se volete, è terminato. Io potrei anche andare avanti, come al solito, vi dico anche, come Guarda, dire, do la parola un attimo a Marco, così entriamo anche un po' nel tema della puntata di questa sera che riguarda un po' lo sguardo futuro. Ormai è vero, siamo ancora in inverno sotto ogni aspetto, però la puntata di questa sera appunto è uno speciale dedicato alla primavera e ai fenomeni di stagione che ne derivano. Ecco Marco, la primavera, come anche l'estate, sarai d'accordo con me, è spesso, diciamo, associata a fenomeni anche piuttosto estremi, anche di diversa, diciamo, natura, caratteristica. E vuoi spiegarci da cosa è dipeso, diciamo, tutta questa estremità di fenomeni particolari sempre più intensi, marcati e frequenti che si verificano anche nel nostro territorio? Abbiamo visto anche degli episodi di tornado anche nella nostra regione. Fai anche un po' di Sì, differenziazione tra tornado e fenomeni di downburst che molte persone che magari non hanno così, diciamo, un certo, diciamo, appiglio sulla meteorologia, magari possono confondere. Ecco, lascio a te la parola così ci spieghi meglio un po' il tutto. allora la primavera, come l'altra stagione intermedia, è una stagione in cui coesistono masse d'aria di diversa origine. La primavera mette insieme quello che sono un po' le caratteristiche magari tardive dell'inverno con quelle che sono le caratteristiche di anticipo della nuova stagione che sarà poi quella estiva. Quindi sono stagioni in cui i contrasti sono maggiori rispetto che in altre stagioni. Soprattutto nella seconda parte della primavera sono più frequenti fenomeni magari atmosferici estremi collegati alla fenomenologia di tipo convettivo, quindi temporalesco, che necessita di particolari condizioni, soprattutto di accumulo energetico. Però la primavera è anche una stagione in cui i fenomeni estremi possono essere anche di diverso genere, ovvero fenomeni estremi ad ampia scala territoriale. Mi riferisco a profondi vortici, magari ciclonici, sono delle ciclogenesi extratropicali che possono assumere carattere particolarmente acuto, qualche volta produrre anche intense precipitazioni a carattere autunnale, le possiamo avere anche nella stagione primaverile. In genere erano in passato meno frequenti rispetto all'autunno. Negli ultimi anni invece stiamo vedendo qualche sciroccata, magari particolarmente acuta, anche nella stagione primaverile. Ci ricordiamo magari il maggio del 2014 o del 2013, comunque insomma
nei primi anni 2000, del 2010, successivi al 2010, abbiamo avuto dei rischi alluvionali anche nel mese di maggio, mi sembrava fosse il 16 maggio del 2014, se non erro, ma potrei anche sbagliare l'anno. Dicevo, sì, è anche la stagione in cui cominciano ad affacciarsi sul nostro territorio fenomeni temporaleschi, però va premesso un altro aspetto. Va premesso il sottolineare che i fenomeni temporaleschi non ci abbandonano mai durante l'anno ormai. Ormai ne abbiamo in tutte le stagioni. Ne avevamo anche in passato nei mesi invernali, ma tendono ad essere un pochettino più frequenti, tendono ad essere quasi una normalità anche per la stagione autunnale. Chiaramente magari non assumono carattere esteso, persistente, intenso come nella stagione primaverile, estiva o autunnale, però i fenomeni temporaleschi ormai ci interessano in tutte le stagioni. Io penso che la causa vada anche ricercata in quello che è questo grande meccanismo che regola il clima del pianeta e questo incepparsi del meccanismo dovuto al riscaldamento globale. Temperature globali più elevate significano anche temperature superficiali dei nostri mari più elevate. Noi siamo incastonati all'interno di un mare chiuso che tende ad avere temperature superficiali sempre più elevate e quindi tende a fornire al sistema atmosfera, che risiede al di sopra di queste masse d'acqua, condizioni energetiche favorenti anche lo sviluppo di temporali, soprattutto da fronte caldo, anche durante la stagione invernale. La primavera, dicevo, inizia dal punto di vista meteorologico il 1° marzo. Negli ultimi anni abbiamo osservato anche delle temperature piuttosto elevate nella seconda metà di febbraio. Non sarà il caso di quest'anno, fortunatamente. Perché dico fortunatamente? Perché la nostra vegetazione ha bisogno di tempo per recuperare, di tempo per essere pronta a partire con quello che sarà poi la bella stagione per la vegetazione, ovvero dalla seconda metà di marzo, il mese di aprile in poi. Quindi è un bene che non si raggiungano temperature troppo elevate per far partire la gemmazione, quindi poi rendere la nostra vegetazione predisposta magari a un danno successivo qualora si verificasse una gelata nel mese di marzo, che sono, ripeto, normalissime, anzi nel mese di marzo abbiamo avuto anche delle nevicate in epoche non così lontane. Quindi qualche volta tendiamo a fare un po' di confusione, tendiamo ad ascrivere, no, i problemi legati al freddo di marzo come fossero problemi legati al freddo tardivo, quando di tardivo non c'è un bel niente nel mese di marzo. Semmai, perché si verificano problemi alla vegetazione nel mese di marzo? Perché abbiamo avuto dei caldi precoci che hanno fatto decollare la vegetazione, hanno fatto gemmare soprattutto le piante, mi riferisco in particolare alle piante da frutto che sono fragili ai ritorni di freddo e quindi ci troviamo a contare i danni. Quando invece parliamo di gelate tardive? Quando le gelate interessano la primavera, magari nella metà di aprile o nella seconda metà di aprile. È successo qualche anno fa, mi sembra fosse il 2018, se non erro, intorno al 20 di aprile, 21 di aprile, alcune zone del territorio veneto hanno ricevuto delle gelate in aprile inoltrato e hanno creato dei danni soprattutto ai vigneti che erano in piena gemmazione, in pieno sviluppo e hanno subito un danno anche pesante. Con la stagione dei temporali diventa rischioso anche il verificarsi di condizioni favorenti la caduta di grandine. Sappiamo che per la nostra agricoltura la grandine è una vera e propria calamità. È una calamità che l'uomo ha cercato di affrontare fin da epoche molto antiche in molti modi, attraverso la superstizione, attraverso le preghiere. Viviamo del resto in un territorio che è estremamente religioso, almeno lo era fino agli ultimi decenni. Magari in questi anni un po' si è perso questo radicamento della religione sulla vita di tutti noi, però in passato abbiamo cercato come mondo contadino 1000 modi per fronteggiare questi fenomeni atmosferici, addirittura arrivando a suonare le campane, quasi a esorcizzarne l'arrivo, oppure a pregare i nostri dei affinché ci preservino i raccolti. Siamo arrivati a sistemi più complessi negli ultimi decenni, soprattutto sistemi di protezione passiva, come le reti di protezione antigrandine. Siamo arrivati a sperimentare sistemi come l'irroramento, come il sorvolo di nubi potenzialmente temporalesche, al fine di generare magari una nucleazione più estesa, più diffusa, in modo da avere chicchi magari più piccoli, in grado di danneggiare meno il nostro territorio, fino ai mezzi più disparati, fino ai razzi esplodenti e fino ai cannoni antigrandine, che sarà un altro tema di discussione della serata odierna.
Ma per arrivare ai cannoni antigrandine è bene che facciamo un passo indietro e impariamo a capire come si forma un chicco di grandine, quali sono le forze in gioco, qual è anche l'ampiezza del settore atmosferico interessato da un sistema temporalesco, perché qualche volta ci dimentichiamo le dimensioni della massa d'aria che poi va a costituire il corpo del fenomeno temporalesco, che qualche volta ha dimensioni, parliamo di massa d'aria condensata, di circa 3 volte l'acqua contenuta sul lago di Garda. Quindi giusto per capire le dimensioni in gioco, a livello di Per rendere volume. l'idea, Di volume. sì. Quindi ecco, pensiamo partendo da lì cosa possiamo fare con l'esplosione di un botto, di una camera di compressione che manda verso l'alto un rumore. Cosa può fare questo rumore? Cosa possono fare queste vibrazioni estese verso l'alto a fronte di un sistema così ampio, così energetico, con un'energia di grossa proporzione. Ecco, gli ordini di grandezza sono importanti per capire quello che possiamo e non possiamo fare. Io vorrei cedere la parola a Davide che ci spiega la nucleazione, quindi la formazione di chicchi di grandine, giusto per capire come funziona un sistema temporalesco, come funzionano le correnti all'interno del temporale e per capire poi questi cannoni dove vorrebbero andare ad agire. Dico vorrebbero perché poi sappiamo che di azione più di tanto non ne fanno. A te, Quindi Davide. di efficacia, diciamo che di efficacia non è così, diciamo, concreta poi alla fine. Davide, torniamo da te, quindi. Marco ha un po' anticipato quello che volevo chiederti io, precisamente. Facci anche però una differenziazione tra fenomeni atmosferici che troviamo specialmente nel periodo primaverile estivo. Certo. Abbiamo parlato di tornado, di grandinate anche piuttosto intense, che come diceva Marco, però spesso hanno un criterio di localizzazione e non è che abbiamo dei sistemi temporaleschi che coinvolgono in modo omogeneo tutto il territorio della nostra regione. E poi anche l'orografia del nostro territorio ha un'incidenza su questo tipo di fenomeni, vero? Chiaro, chiaro. Molto chiaramente, non posso che essere d'accordo, soprattutto alla luce del come si forma la grandine appunto in un sistema temporalesco. E alla fin fine non possiamo usare chissà quale grande linguaggio tecnico, non ho immagini da far vedere, ho solo da descrivere. Prova a immaginarsi il sistema temporalesco come un motore che porta verso l'alto l'aria, quindi la risucchia dal basso e la porta appunto verso l'alto. Ovviamente l'aria arriva lateralmente, abbiamo un contributo solitamente caldo e umido del temporale. Il temporale cosa fa? Riceve, quindi quella struttura temporalista riceve questa aria, è sparata a quote variabili, fino a quote variabili, perché in stagione fredda, quindi nel semestre freddo, metà ottobre, metà aprile, abbiamo un limite, no? Si chiama l'antropopausa, questa sorta di superficie che, come dire, non fa più crescere le nubi proprio per una diversità di gradiente termico. Quindi noi abbiamo una temperatura che tende a diminuire, ok? Quindi questa aria sale perché ci sono proprio fenomeni di stabilità, un'aria calda che trovando aria più fredda proprio tende a salire, va bene, tende proprio a salire verso l'alto. A un certo punto la temperatura al posto di diminuire comincia a salire, allora lì abbiamo questa superficie, questa linea del tropopausa, questo limite oltre il quale le nubi non crescono. E verso la stagione fredda, nel semestre freddo, cosa siamo? Siamo attorno ai 5.000, 6.000, 7.000 metri mediamente, va bene, come limite della tropopausa, mentre nella stagione estiva possiamo essere 11.000, 12.000, fino a 13.000 metri, quindi siamo a quote estremamente elevate. E già da qua si può capire qual è la differenza tra un temporale che scarica una grandinata nella stagione estiva, nel semestre caldo, e un temporale che scarica una grandinata nel semestre freddo. Bene. E cosa succede? Questo vapore d'acqua, no? Cresce, comincia appunto a salire di quota e trova masse d'aria sempre più fredde. Cominciamo a considerare quella che è la gocciolina, no? Di vapore d'acqua. Questa gocciolina che comincia ad arrivare a temperature di 0 gradi, però è ancora lo stato liquido, ha bisogno di un elemento di nucleazione per poter trasformarsi in ghiaccio.
e finché non lo trova questo resta liquido e resta liquido anche a temperatura anche di molto sotto lo zero, in condizioni cosiddette di sopraffusione. Non appena questa gocciolina trova un elemento per la nucleazione, quindi si parla di pulviscolo atmosferico, scusate, comincia a formarsi il cristallo di ghiaccio che, incontrando le altre goccioline, comincia a crescere. È chiaro che se questo accrescimento avviene con moti estremamente turbolenti, come quelli di un temporale, è un accrescimento che alla fine risulterà disordinato, risulterà un accrescimento che non seguirà quello che è l'ordine e la perfezione di un, come dire, cristallo che assieme ad altri cristalli formerà un fiocco di neve. E si formeranno sì fiocchi di neve anche all'interno del temporale dove ci saranno meno turbolenze, ma intanto lì queste spinte terribili che verso l'alto fa accrescere in modo radiale appunto questo elemento di ghiaccio iniziale e più la spinta agisce e più questo chicco tende, come dire, a salire, poi a scendere per gravità, a risalire ancora. Più tempo passa il chicco di ghiaccio e più questo qua cresce, c'è poco da fare, no? C'è una proporzionalità diretta che è immediata, insomma è anche abbastanza intuitivo capirlo. Provate a immaginarvi questo chicco che vorrebbe scendere, ma la spinta molto forte dal basso verso l'alto dei flussi ascendenti del temporale non ne permettono la caduta e quindi questo chicco è costretto appunto a risalire e scendere diverse volte fino a che appunto la spinta di gravità, Zach, va a vincere appunto la spinta ascendente e questo chicco cade come grandine. E nella stagione calda, tanta turbolenza, abbiamo un gradiente termico, avremo gradienti termici molto elevati, abbiamo differenze di temperatura tra il suolo e la quota che sono estremamente elevate. Adesso Marco, correggimi se sbaglio, ma d'estate cosa possiamo avere? Una meno 10, meno 15 a 500 pascal, giusto? Quindi a 5000 metri, figuriamoci, possiamo avere meno 20, meno 30 nel top delle nube, giusto? Laddove si crea ghiacciamento del nostro vapore d'acqua. Quindi cominciamo a parlare di 60 gradi di differenza. D'inverno, nella stagione fredda, cosa abbiamo? Possiamo avere a 500 pascal, quindi al limite della tropopausa, possiamo avere qui meno 35, qui meno 40 gradi, con che cosa? Meno 5, 0, meno 5 il suolo, quindi abbiamo, come dire, delle differenze di temperatura che sono più ridotte d'inverno. Quindi abbiamo anche meno E Davide, turbolenza. aggiungo un volume d'aria anche meno ricco di vapore acqueo. Di vapor d'acqua, molto bene, molto bene. Ed un volume d'aria, sì, esatto, un volume d'aria che essendo meno ricco di vapore d'acqua, è chiaro che, come dire, crea anche meno elementi di precipitazione, va bene? Crea anche meno instabilità. Più è umido il volume in ascesa, più questo volume è appunto instabile, oltretutto, no? Ok. Cosa succede? Succede che a un certo punto, anche qua, anche nella stagione fredda, anche lì abbiamo un po' di turbolenza, possiamo immaginarci, no, che abbiamo una struttura temporalesca come quelle che abbiamo avuto, per esempio, questa notte nel Veneto orientale in Friuli, ok? E Veneto orientale più verso il Friuli, quindi delle province tra Treviso e Pordenone, appunto verso la provincia di Udine. Però non si formano chicchi grossi, sono comunque chicchi di grandine di dimensione ridotta, per il fatto che non abbiamo quell'intensità delle moti ascendenti elevata come nella stagione calda. Va bene? Possiamo avere, questo sì, quindi stiamo parlando di grandine, possiamo avere comunque attività elettrica elevata di un certo calibro, come abbiamo avuto stanotte, perché stanotte abbiamo avuto diversi fulmini, poi vi farò vedere appunto qualche immagine, no? Relativa a quello che sto dicendo. Dal punto di vista della grandine, invece, ripeto, la stagione fredda dà meno problemi rispetto a quella calda. Quella calda, il chicco di grandine, come abbiamo visto anche qua appunto nel Vicentino e anche nel Trevigiano, soprattutto, e mi collego Riccardo alla tua domanda, nella fascia pedemontana, Vicentina e Trevigiana, ecco, se vogliamo dare una localizzazione di questi fenomeni violenti, possiamo dire sono più concentrati nella fascia pedemontana, con chicchi che possono avere a 5, 6, 7 cm di diametro, fino a quello di Marostica, Marco, siamo andati a 10-11 cm di diametro, mi sembra. Ecco, ci vuoi spiegare, Davide, anche come mai solitamente, anche se non è proprio uno standard, chiaramente, solitamente le grandinate hanno, cioè prediligono più alcune zone rispetto ad altre. Da cosa è comportato?
La grandine è indice della natura violenta del temporale, laddove si ha maggior sollevamento delle masse d'aria, si ha anche una maggiore intensità dei temporali, c'è poco da Sì. fare. La pedemontana... Riccardo, fai presto a tirare le somme, a pensare dove, oltre al sollevamento dinamico e termoigrometrico legato al sviluppo del temporale, si aggiunge anche quello orografico. Orografico. Aggiungi anche un po' di orografia e arrivi subito a comprendere per quale motivo la fascia pedemontana e l'alta pianura sono zone particolarmente soggette al transito di temporali grandinigeni. Esattamente. Siccome queste sono domande che solitamente i nostri ascoltatori ci fanno sempre, è giusto dare anche una spiegazione anche abbastanza semplice in modo che possano comprendere. Vedo una domanda da parte di Andrea, che comunque era anche un po' collegata a quella di prima del nostro Lorenzo che ci scriveva, ed è una domanda rivolta proprio a te, Marco. Scusami Davide se ti interrompo. Ciao Marco, arriva la neve in pianura. Vuoi dare la tua risposta? Non so se quella di Andrea, che saluto, è un'affermazione o una domanda. Io a questa domanda al momento non sono in grado di rispondere. Perché? Perché non sono in grado di rispondere? Perché ho una parte del puzzle che si sta completando, che è quella legata all'arrivo di una massa d'aria più fredda rispetto a quella che stiamo osservando in questi ultimi giorni, ma non è condizione sufficiente. Non è condizione sufficiente poiché viene a mancare quello che è l'altra condizione, ovvero la genesi di precipitazioni. La genesi di precipitazione al momento non è possibile stimarla a 7-8 giorni di distanza, perché necessita cosa? Necessita di conoscere se avremo una dinamica favorente il sollevamento di masse d'aria per la pressione, per la presenza di un fronte, per delle correnti che abbiano la capacità di sollevarsi dal punto di vista orografico. Insomma, serve capire qualcosa che oggi non possiamo conoscere. Quindi oggi non abbiamo elementi a sufficienza per comprendere se la fase di passaggio tra il freddo che giungerà e il rialzo delle temperature naturale che arriverà dopo questa fase fredda, se sarà un passaggio di consegne perturbato o non lo sarà. Noi non lo sappiamo oggi. Sappiamo che il passaggio di consegne ci sarà, perché dopo il freddo andremo verso la stagione via via più mite, no? Chiaramente lo sappiamo, non può essere un freddo infinito. In qualche modo quel freddo lì finirà e lascerà spazio a temperature più miti. In quale modo lo farà? Lo farà con un raddolcimento perturbato o con un raddolcimento non perturbato? Io oggi non sono in grado di rispondere a questa domanda. Non sono in grado di rispondere perché la meteorologia oggi non mi mette in mano elementi sufficienti vista la distanza temporale. Se io voglio rispettare questa scienza e rispettare soprattutto chi ci ascolta, quindi dare una risposta corretta a chi ci fa queste domande, devo rispondere in questo modo. Non è questione né di incapacità del previsore né di volontà, è semplicemente portare rispetto per una scienza. Allora noi abbiamo il dovere, e ringrazio ancora una volta Valdo TV perché dà questa possibilità, abbiamo il dovere di cercare di non prendere in giro nessuno, perché se volete andare a leggere chi annuncia neve, ne trovate finché volete sul web. Non so se avranno ragione loro, magari avranno ragione loro, magari arriverà la neve settimana prossima, non lo so. Io al momento, per i mezzi che mi mette a disposizione la scienza e per le conoscenze che ho, devo solo dire che non sono in grado di rispondere a questa domanda. Grazie Marco, e grazie anche per aver fatto menzione anche a delle realtà meteo in cui giustamente occorre anche differenziare la fonte attendibile da quella non attendibile. E se non ricordo male, proprio tu oggi nella pagina di Meteo in Veneto, e chiedo anche alla regia se può anche fare un po' vedere in sequenza la pagina di Meteo in Veneto, hai fatto proprio un post dove ricordavi, perché l'ho letto anche personalmente, dove ricordavi come è fondamentale cercare di comprendere le fonti efficaci da quelle che non lo sono. Vedo anche proprio delle domande che poi danno risalto diciamo a delle motivazioni efficaci, da altre invece in cui non lo sono, perché vedo la scritta vero e falso, e anche proprio il post lo spiegava anche molto ampiamente. Grazie Marco. Torniamo adesso. Prego. Volevo aggiungere un'ultima cosa, che sì. L'appassionato, chi è appassionato di meteorologia, è normale che vada a cercare l'evento che più lo appassiona, che più
lo trascina, che più gli fa sentire il sangue scorrere nelle vene. È naturale, certo. ed è una cosa anche molto bella. Però deve farlo con la consapevolezza che quanto più i suoi passi si estendono in un terreno minato, ovvero oltre i 3-4 giorni, sempre più va a rischio di ricevere delle delusioni, va a rischio che le sue aspettative vengano disilluse. Lì bisogna fare un ragionamento, diciamo, preventivo. Allora dico all'appassionato: sei disposto ad accettare una grande delusione? Sei libero di percorrere questa strada. Vuoi invece capire meglio questa scienza? Vuoi comprendere meglio fino a che punto questa scienza ti può dare delle indicazioni anche per pianificare le tue attività, anche per correre magari meno rischi, anche per le più banali attività di prevenzione che puoi fare nella tua abitazione? Bene, in tal caso sappi che la meteorologia ha dei limiti, e quanto più tu li rispetti, tanto più rispetti questa scienza. E inoltre io volevo aggiungere anche un altro aspetto. Le fonti, come dicevi anche tu, anche nel post, sono più che mai importantissime. La cosa che chiedo veramente di cuore, proprio viene proprio da me stesso, a tutti coloro che ci ascoltano, vi invito, quando volete sapere qual è la previsione meteo per i giorni successivi, di comprendere che oltre alcuni giorni di tendenza non si può proprio andare, per così dire. Dobbiamo bloccarci perché, come diceva Marco, giustamente, il sistema caotico di limite che ha proprio la scienza stessa, la meteorologia, non ci permette di oltrepassare questo limite. Dobbiamo per forza fermarci. Quindi tutte quelle realtà, .web, .it, quindi cerchiamo di non fare neanche il nome, ma diamo come si dice, un aiuto nel far capire alle persone anche a chi ci riferiamo, cerchiamo veramente di allontanarle categoricamente, perché mi rendo conto che leggere un bollettino meteorologico può richiedere anche sforzo mentale, perché magari è un bollettino anche abbastanza curato che può anche in parte allungarsi, però se noi ad esempio andiamo a guardare una previsione che può essere nell'app con il simbolino, ci occupa qualche secondo, però ci rendiamo conto che di efficace, di attendibile non ha nulla, andiamo piuttosto a guardare, a esaminare attentamente un bollettino, a capire quello che il previsore ci vuole trasmettere attraverso quel bollettino, impieghiamo magari quei 2-3 minuti in più, però ne usciamo che ricaviamo una previsione che è attendibile, che poi si dimostra efficace. Quindi a quel punto lì perdiamo non il tempo ad andare ad esaminare il bollettino, ma perdiamo il tempo, quei pochi secondi, ad andare a diciamo osservare delle fonti che sono solamente una presa in giro. Ecco, spero di non essere stato troppo diretto, però prego, No, hai prego. fatto bene. Aggiungo un'ultima cosa, che è un suggerimento che do agli appassionati di meteorologia che ci seguono. Allora, andare a cercare per forza sempre e comunque l'evento storico, perché sembra Sì, quasi che sia solo l'evento storico a poter soddisfare la passione, a soddisfare l'emozione, a soddisfare questo amore per questa scienza. Io invito invece sì. gli appassionati a studiare ogni singolo evento. Scopriranno che ci sono tanti eventi, anzi, la maggior parte degli eventi che possono tradursi in emozione sono eventi non storici. Non serve in alcun modo avere un evento storico per emozionarsi seguendo questa scienza. Sforziamoci di imparare a comprenderla, andare a comprendere anche una nevicata che non arriva da un evento storico il 28 di dicembre scorso. Ma che bella Sì. nevicata abbiamo avuto! Abbiamo avuto l'evento storico? No. Potrebbe essere la nevicata più bella di questa stagione invernale, compreso l'evento storico che tutti aspettano tra qualche giorno. Potrebbe restare quella del 28 dicembre scorso. Attenzione, perché tutti aspettano Godot quando il quadro più bello ce l'hanno già avuto. Esatto, e poi diffidiamo da tutti quei siti, Big Snow, sembra che arrivi sempre la grande nevicata del secolo, quando in realtà magari non fa assolutamente nulla, o anche in pianura arriva qualche fiocco bagnato. Cerchiamo di non essere, diciamo, vittime di questo processo strumentale, perché poi alla fine lo è, che è solo volto a catturare click, attenzione e al guadagno economico, quindi avere un introito
sfruttando anche, fra virgolette, la poca, diciamo, dimestichezza che le persone comuni, o comunque la maggior parte di queste, ha verso la meteorologia. Quindi cerchiamo Posso? veramente di Sì. comprendere e di fare una differenziazione tra fonti attendibili e fonti che non lo sono. Prego, Davide. Se posso aggiungere, è già il Certo, secondo inverno di fila, sto parlando nello specifico del Vicentino, che già il secondo inverno di fila che nel mese di dicembre, senza avere il freddo storico, abbiamo, come dire, gli episodi più significativi di neve in pianura. Nell'inverno precedente, l'inverno 2019-2020, abbiamo è avuto vero. nel Vicentino due nevicate, va bene, di pochi centimetri. Alla fine è stata una nevicata che si è concentrata con qualche centimetro in più, con 10-12 centimetri nei Colli Iberici. Il 12 e 13 dicembre non abbiamo più avuto occasioni di neve in pianura, in gennaio e in febbraio. E quella nevicata di dicembre abbiamo avuto senza il freddo, senza l'evento storico, quindi con una normale, come dire, una normale colonna d'aria, si dice, quindi con una colonna d'aria tipicamente invernale. Anche quest'anno abbiamo avuto, che cosa? Una sfuriatina, si può dire, vigilia di Natale a Natale, di aria, sì, così, insomma, non era proprio quell'aria storico, quel freddo storico. La perturbazione è arrivata subito e ci ha regalato appunto quei 15 centimetri di attenzione, che non è stata la prima nevicata, perché avevamo già avuto il 2 dicembre una nevicata Sì. di 5-6 centimetri nel Vicentino, anche quella Che poi, non tra precedente. l'altro, Davide, permettimi, Sì. la nevicata del 2 dicembre è stata anche complessa e particolare perché ci sono stati dei microclimi che hanno un po', diciamo, creato un aspetto anche inatteso per certi Esatto, versi. esatto. Puoi E spiegarci? posso confermare quello che ha detto Marco, son quegli episodi che ci fanno amare di più la meteorologia, son quegli episodi che ci legano, è il gusto dell'imprevisto, il gusto di un qualcosa che Esatto. non avevamo messo sotto controllo. Io mi ricorderò sempre, scusate se lo butto in campo anche stavolta, quel 12, la notte tra il 12 e il 13 febbraio del 96, quando non doveva nevicare, non doveva avere una perturbazione a nord-ovest che non porta la neve da noi, ma alla fine mi sono trovato con 5-6 centimetri di neve per terra, va bene, bagnati, perché ha fatto neve, 2 ore bellissime di neve e dopo continuerò a ricordarmi di quell'episodio. Proprio il fatto che non è stato un episodio controllato, non è stato un episodio che ci si aspettava. Previsto. È Sì. stata proprio una bella sorpresa quella. Oltretutto una nevicata notturna che non ha creato disagi. Le strade erano bagnate, alla fine erano praticabili, ben praticabili al mattino. C'erano stati tra i 2 e le 4 questi 10 centimetri di neve, 5 centimetri all'ora, ma veniva giù che era uno spettacolo, seguite da altre 2 ore di ma pioggia forte proprio, che ho detto, mamma mia, mi fonde tutta la neve. In realtà no, in realtà la neve è rimasta, quindi al mattino tutti si sono trovati con questo paesaggio imbiancato, ma a sorpresa proprio. Ed è lì che si costruisce l'amore per questa scienza, per questa materia. Certo, certo. Molto, ma molto affascinante. Infatti io sento Ho anche notato, diversi utenti. Prego, prego Sì. Marco, di pure. no, ho notato già oggi, all'uscita delle corse modellístiche di stasera, ho letto che alcuni appassionati già pensano a quando questo freddo finirà. Cioè deve Sì, ancora è vero. iniziare, c'è gente che si dispera perché finirà. Cioè, ragazzi, andiamo verso la primavera, voglio dire, non è che possiamo portarcela avanti fino a maggio. È ovvio che aggiungerà questa ondata di freddo, durerà un certo numero di giorni e poi finirà. Ma disperarsi di cosa? E soprattutto mi è capitato durante nevicate molto belle sul mio territorio di ricevere messaggi da amici che sono anche appassionati e mi chiedono: ma davvero tra 3 ore gira in pioggia? Ma scusa, ma sta nevicando? Ma guardati la nevicata fuori dalla finestra, vai a camminare sotto la neve. Ci penserai dopo a che ora girerà in pioggia. E invece questo vivere la passione come un continuo inseguimento di qualcosa, secondo me la svaluta tantissimo. Non dobbiamo inseguire niente, cominciamo a vivere più giorno per giorno. Secondo Il me ne presente. beneficeremo noi come appassionati, ma anche il nostro fegato. Certo, certo. No, no, hai fatto assolutamente bene perché occorre anche saper vivere il presente, cioè proprio goderselo, assolutamente. C'era Lorenzo che poco fa è appunto giunto un commento e qua magari se volete anche entrambi, ma credo che sia più Davide in questo caso, ma anche te Marco, il 2006, gennaio 2006 c'è stata la nevicata
una nevicata particolare che ricordo molto molto bene, perché io abitavo a Quero e caddero più di 60 centimetri di neve, e l'ho anche ben spalata, quindi me la ricordo proprio bene, cioè proprio ben impressa. E qui in questo caso Lorenzo abita nel Feltrino, quindi lì abbiamo anche superato il metro di neve in quell'occasione. Ci vuoi spiegare un po' cosa è successo, e poi concludiamo la puntata parlando dei cannoni antigrandine, l'efficacia dei cannoni antigrandine, dando anche un po' uno sguardo alla modellistica dei prossimi giorni, prima di concludere Vabbè, ovviamente. io Quindi, penso che faccio solo una carrellata generica sul 2006, perché abbiamo qui Davide che sicuramente ne può parlare molto meglio di me, perché si è anche recato in alcune zone del Feltrino a fare delle fotografie, soprattutto ad Arsier, perfetto, e quindi perfetto. può ben raccontare cosa ha visto ad Arsier in quei giorni. Beh, in quell'occasione sì, la nevicata era prevista, poi chiaramente quando vai a prevedere una nevicata non riesci a prevederla in tutti i singoli minimi particolari, né sulla quantità di neve che sarebbe caduta, né sulla durata nel tempo della nevicata, ma soprattutto teniamo presente che nel 2006, dal punto di vista delle modellistica meteorologica, eravamo indietro di un secolo. Sono pochi gli anni che ci separano dal 2006, sono 15 anni, ma 15 anni dal punto di vista del progresso nella capacità di calcolo e anche nelle performance modellistiche, quindi nella struttura dei modelli, perché cambiano anche di struttura, non cambia solo la capacità di calcolo. Oggi disponiamo di risorse enormemente più affidabili, enormemente. E questo diciamo che mi colpisce un po' quando leggo appassionati che dicono i modelli sbagliano sempre. Ma sbagliano cosa i modelli? Sbagli tu, appassionato, che non sei in grado di dare al modello la giusta lettura, la giusta interpretazione. Non è il modello che sbaglia, il modello svolge un calcolo. Sei tu che devi dare un certo peso a quel calcolo lì quando vai ad analizzarlo. Allora ci sarà un motivo se ci sono dei meteorologi che analizzano questi calcoli, e questi calcoli vengono analizzati anche da non meteorologi. Il meteorologo evidentemente dispone magari di una competenza che gli permette di valutare in maniera differente il calcolo rispetto a un non professionista del settore. Ma lasciamo perdere l'affidabilità, non attacchiamoci all'affidabilità, perché rispetto al passato, oggi disponiamo di una Ferrari. Una volta andavamo via non con la 500, andavamo via con la Lambretta 15 anni fa, non con la 500, con la Lambretta. Oggi siamo in Ferrari al confronto. Ecco, probabilmente anche per questo Lorenzo si ricorda di una nevicata magari che non è stata prevista in ogni singolo dettaglio, ma la nevicata in quell'occasione fu prevista. Magari non nella quantità assoluta, non sulle zone più interessate. Oggi abbiamo anche delle conoscenze migliori sulla micrometeorologia del territorio, ma da chi arrivano quelle conoscenze lì? Arrivano anche dagli appassionati. E quindi va spezzata una grande lancia a favore degli appassionati, che sono una risorsa inesauribile per questa scienza, perché hanno la capacità di analizzare quello che accade sul loro territorio di competenza meglio anche dei professionisti, perché a volte i professionisti non riescono ad avere gli occhi che arrivano dappertutto. Ecco, l'ideale sarebbe sempre un rapporto stretto tra appassionato e professionista, ognuno nel rispetto del ruolo, ma un rapporto che è fondamentale per far crescere questa scienza. Quindi è quello che cerco di trasmettere in tutte le occasioni in cui ne ho la possibilità. Ne approfitto anche in questa occasione. L'appassionato è un Certo. elemento fondamentale per questa scienza, fondamentale. Adesso Davide ci dirà qualcos'altro sul 26 Guarda, e io 27, 26 e 27. prima di lasciare la parola a Davide, Marco, mi volevo collegare un attimo a quello che tu hai detto, mi sento anche di chiamare in causa Stefano Veronese, del previsore ARPAV, perché tanto so che posso permettermi di farlo assolutamente. Lui mi ha detto molto chiaramente che sarebbe fiero che all'ARPAV ci fossero delle persone appassionate a lavorare proprio a stretto contatto con loro, proprio per le motivazioni che tu hai appena descritto. Perché l'appassionato ha, diciamo, un bagaglio in più di capacità di conoscenza del territorio in cui risiede, e quindi riesce ad arrivare dove, come hai detto tu, il previsore, attraverso la modellistica, seduto nel suo ufficio e quindi vede quello che ovviamente la modellistica fornisce, però non conosce
tutto il mondo che c'è dietro a quel dato territorio e ovviamente tutta quella situazione fa notevolmente la differenza. Lorenzo prima parlava del 2006, del gennaio 2006, del Feltrino. Chiaramente il Feltrino, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, è un territorio particolare, complesso, specialmente nella stagione fredda. Davide lo ha già menzionato ampiamente la scorsa settimana. È una valle molto chiusa dove l'aria fredda tende a stagnare al suolo, quindi a depositarsi, a mantenere. Spesso non c'è un particolare rimescolamento della colonna d'aria, se non proprio in condizioni dove anche dalle altre parti in quota, magari ad esempio nell'Alpago, dove è solitamente la prima area a virare in pioggia. Insomma, ci sono delle caratteristiche particolari che magari un previsore che magari fa la previsione dalla pianura non sempre riesce a essere, diciamo, con la mente in quel territorio e capire che in quella micro area ci possono essere delle variazioni anche significative. Quindi è anche questo aspetto da tenere in considerazione. Il Veneto è ricchissimo di microclimi, le aree sono molto complesse, diversificate e ovviamente anche le condizioni meteorologiche hanno una notevole differenza anche a pochi chilometri di distanza l'una dall'altra. Ringrazio anche Germano che ci fa i complimenti e anche il grandissimo nostro Dimitri Massaro che ci sta seguendo, ho visto e ci sta facendo i complimenti. Grazie perché è davvero molto bello che ci segui. Davide, lascio a te la parola così dai anche una spiegazione di quello che è capitato nel gennaio 2006, che sicuramente avrai, come ha detto Marco, ben impresso nella mente. Sì, anche perché ho avuto l'occasione per fare un breve studio su quello che è stato il contributo dell'orografia in quel peggioramento. E in breve, sempre con parole estremamente semplici, c'è stata una fugace eruzione d'aria freddina i giorni precedenti, seguita da una traslazione di un nocciolo invece d'aria molto più fredda, una traslazione, come dire, da nord-est a sud-ovest, però non sull'Italia, ma a nord dell'Arco Alpino. Va bene? Questo nocciolo praticamente cosa ha fatto? Ha girato l'Arco Alpino e poi è finito nel Mediterraneo centrale. Quando appunto queste figure finiscono nel Mediterraneo centrale, è come mettere benzina e dar fuoco, c'è poco da fare, no? E quindi sul davanti di questa figura abbiamo cominciato a ricevere aria estremamente umida in condizioni di sollevamento, comunque derivato anche dall'esposizione di flussi, e abbiamo avuto un episodio perturbato che è iniziato sul finire sul finire del 26, quindi la sera del 26, e si è concluso il primo mattino del 28 gennaio 2006. E la Val Belluna in particolare ha ricevuto grossi quantitativi di neve. Quando, come dire, il peggioramento, abbiamo spiegato anche l'altra volta, no? Quindi una normale perturbazione quando arriva è anticipata sempre da correnti di matrice meridionale, quindi che portano aria umida dal mare Adriatico, no? Quindi verso le prealpi. Quindi quando abbiamo un forte richiamo dai quadranti meridionali, le correnti impattano sull'arco prealpino e tendono a essere deviate verso ovest, d'accordo? Quindi hanno sempre questa tendenza a girare, a ruotare e a disporsi da est verso ovest. Chiaramente uno Sì. dice da est verso ovest arriva a venti di Boa, in realtà comunque sono venti tiepidi perché proprio sono di estrazione tiepida, no? Quindi venti ad anticipare e alimentare appunto la perturbazione. E cosa succede? Che disponendosi da est verso ovest i venti si crea appunto, no, delle condizioni favorevoli per la genesi di un flusso a partire, si può dire, dalle prealpi pordenonesi e udinesi, che appunto entra, si innesca all'interno della Val Belluna, quindi, e prosegue la sua corsa fino ad impattare su quelli che sono i rilievi dell'altopiano di Asiago, per poi scendere come corrente di caduta nella fascia prealpina prospiciente dell'altopiano. Questo flusso funziona proprio come barriera alle correnti più tiepide entranti, quindi correnti
sciroccali o anche non sciroccali, comunque le correnti più tiepide entranti dalla pianura. E soprattutto, come dire, seguendo lo sviluppo della vallata, della Valbelluna, hanno la tendenza a, come dire, a convergere laddove la vallata si stringe, quindi a sollevarsi e a creare appunto dei maggiori precipitazioni. Maggiori precipitazioni proprio sono precipitazioni che sono crescenti a partire da Belluno, del capoluogo appunto di provincia, per proseguire verso Reggio per Feltre, Forzaso e Arsiè. Arsiè appunto riceve i contributi massimi. E al mattino, cos'è stato, al mattino del 29 di gennaio, ho avuto modo di passare per Villaggio Nuovo. Il Villaggio Nuovo è quel centro abitato sulle rive del lago del Corlo, a pochi Sì. chilometri da Arsiè. E tra le varie foto, se riuscite un attimo a vedere, ho scattato questa. Allora, vediamo un attimo se riesco ad aprirla. Eccola qua. Questa qua non è proprio la foto, ho scattato una foto verso il computer, quindi si vede un po' sgranato via. Ecco. Certo. Però io ci terrei a dire che è stata una foto appunto fatta a 270 metri sul livello del mare. Queste qua sono le strutture, questa qua è una roulotte del campeggio, va bene? E gli spessori di neve sopra queste roulotte, queste casette qua, no? Probabilmente per tenere un po' di fieno, no? Al coperto e tutto quanto, gli spessori sono veramente notevoli. E nel feltrino abbiamo avuto un manto nevoso che ha raggiunto i 99 centimetri addirittura, va bene? Verso 6 chiaramente parlavano di cosa di 120 e passa centimetri. Io quando sono arrivato, mi sembra, quello mi ricordo, ma proprio in maniera grezza, sono riuscito a misurare sui 110, 115 centimetri sparsi un po' in giro, ma una neve che era già ben consolidata. E alla fine, centimetro più, centimetro meno, quel che conta è comunque qua siamo a 270 metri sul livello del mare, quindi siamo veramente a quote molto molto basse. Però il fatto che appunto esista questa orografia estremamente complessa e con vette anche non poi così basse, crea appunto del riparo nei confronti di questo posto. La conca di Arsè, che ho modo di mostrarvi un attimo, da una webcam, vediamo un attimo se mi riesce di aprire la foto, la webcam scattata cos'è alle 5, no? Quindi un frame preso alle 5 di oggi pomeriggio. Allora, cosa succede qua? Beh, io penso che potete tranquillamente notare il lago del Corlo che poi si incunea verso Incino, verso il canale del Brenta. Qua vedete il paese di Certo. Arsè e la conca di Arsè. Insomma, l'orario, vediamo un attimo se c'è l'ora, si legge male, comunque è stata fatta appunto alle 17:11. Non so se c'è ancora neve, ecco, io penso che tanti utenti che semmai stanno seguendo la trasmissione della Valbelluna hanno la Valbelluna senza neve, ecco, si può dire che c'è ancora, conserva ancora della neve, vuoi un po' per i quantitativi e vuoi soprattutto per il riparo e anche per come dire, la tenuta del freddo, no? Il classico freddo che stagna nel fondovalle, va bene? E una neve che è ancora sorprendentemente tenace, ancorata al suolo e non ne vuole sapere di andarsene, nonostante queste ripetute perturbazioni che ha portato il limite della neve anche a 1500-1600 metri in alcuni casi, insomma nei casi più favorevoli. E la nevicata del 26-28 gennaio ha avuto anche nella seconda parte, soprattutto verso la sera del 27 e il mattino del 28, una matrice più tiepida, quindi queste correnti calde alla fine sono riuscite ad entrare, hanno fatto girare in pioggia la neve un po' su tutta la Valbelluna, tranne appunto nella conca di Arsiè, parte anche Fonzaso, dove è comunque terminata come neve la precipitazione. Sì, Quindi è il classico triangolo Arsier, Fonzaso, Lamon. Eh, Esattamente, sì, 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 sì. È un triangolo appunto dove, come dire, la neve è di casa nella stagione fredda. E un po' di giorni dopo, verso il 4 febbraio, ho avuto modo di andare a visionare la serie storica dei dati della diga del Corlo. La diga del Corlo, quindi stiamo parlando di Incino, stiamo parlando quindi dopo San Rocco, molto dopo San Rocco, e lì lo spessore massimo del suolo è appunto arrivato al centinaio di centimetri, non di più, assolutamente. Quindi
si può dire che da sé è nevicato di più rispetto appunto alla diga del Corlo, e da lì poi si passa a Cismon, anche Cismon ha fatto qui 90-100 centimetri, una novantina di centimetri a Vastagna, e via appunto in digradare, no? Ok, quindi si può dire che il baricentro della nevicata per i siti di fondovalle lo abbiamo avuto in questa conca, va bene, in questa zona molto molto Tra costante. l'altro, tra Prego. l'altro, Lorenzo in questo momento ci scrive che nel 2013, da quello che lui ricorda, in questi giorni erano caduti all'incirca più di 50 centimetri di Sì, neve certo, proprio in c'è quelle stata una zone. grossa nevicata, esattamente, ricorda molto bene, e ringrazio perché anche la scorsa settimana aveva fatto dei contributi molto interessanti. Sì, E una grossa nevicata, diciamo che il 2013 però è stato tanto perturbato, come inverno, tanto perturbato. E ha alternato momenti di neve, momenti magari di precipitazioni non proprio nevose fino a fondovalle, magari di pioggia fino alle quote medie e così via, insomma si è alternato delle situazioni molto molto varie. E io penso che Lorenzo, se si ricorda del 2005-2006, avrà sicuramente modo di confermare che la neve in Valbelluna in alcuni siti in pratica si è ancorata verso fine novembre e si è andata via a fine febbraio, va bene, nei siti più riparati. E per una stagione 2005-2006 che a tutt'oggi non ha rivali, va bene? Quindi io personalmente da quando seguo appunto le vicende qua della Valbelluna, quindi i primi anni 2000, non prima sicuramente, va bene? E non ho mai avuto modo di apprezzare una stagione invernale con così tanti giorni di permanenza nel suolo. Sono anche estremamente convinto che anche nelle stagioni precedenti, quindi gli anni 90, che stagioni che erano più secche, un po' più freddine, ma un po' più secche rispetto al decennio successivo, quindi sì. 2000-2010. Anche in quelle stagioni sicuramente non abbiamo avuto in Valbelluna tutta questa permanenza di giorni in neve al sole. E dobbiamo andare indietro, ma tanto indietro nel tempo. Io penso, adesso l'84-85 abbiamo avuto un dicembre abbastanza scandaloso, non proprio invernale, quindi dicembre, gennaio e febbraio, insomma, che sono stati favorevoli alla permanenza nel sole, e anche marzo, chiaramente, non in fondovalle. Quindi, con tutta probabilità, quell'inverno è stato molto, ma molto prossimo ad avere i giorni di Versuolio che ha avuto la stagione 2005-2006. Stagione veramente particolare, estremamente particolare, anche perché, se ben ricordate, quindi anche Marco deve ricordare, dopo la nevicata del 28 gennaio, basta, si può dire, abbiamo avuto un febbraio abbastanza stabile, insomma, no? Ci sono stati chissà quei grandi scossoni per poi ripartire comunque con una certa stabilità nella prima decade di marzo, prima e seconda decade di marzo. Va bene, ma febbraio aveva offerto molti giorni stabili, quindi giorni in cui comunque la neve aveva avuto occasione per riuscire a conservarsi al suolo. Ecco, questo volevo dire per quanto riguarda. Allora, grazie mille Davide. Prego. Prima diciamo nel fuori onda ci hai appunto detto che hai a disposizione della modellistica estrapolata dal modello europeo per i prossimi giorni, proprio Certo, perché molti ascoltatori, molti telespettatori ci stanno appunto chiedendo, proprio anche diciamo fomentati dal desiderio di sapere anche quanto potrà raffreddare il clima che ci aspetta nei prossimi giorni. Ecco, diciamo che statisticamente il modello europeo è quello un po' più performante, anche se non possiamo generalizzare e banalizzare così, diciamo, in modo abbastanza semplicistica la cosa. sì. Vuoi dirci un po', anche traendo proprio lo spunto della modellistica, come saranno i prossimi giorni? Comunque chiedo anche a Marco di intervenire, Certo. ovviamente. Allora, io vi chiedo intanto, sono in condivisione dello schermo ancora, sì o no? Vedete gli In questo spaghetti? momento non vediamo le immagini, Adesso ma sì, penso che adesso ecco, le sì. vediamo. Abbiamo Perfetto. gli spaghi in questo Sì, sì. momento. Perfetto, benissimo. Come al solito io parto da questo strumento, parto appunto degli spaghi, va bene, per andare a vedere fin dove si può spingere una previsione. D'accordo? E
Da qua direi subito, io oltre il 10 non vado, va bene? Quindi oltre mercoledì non vado. Però vedendo questa tendenza comunque a a una flessione delle temperature, ci si può spingere, può dire sì, questa flessione alla fin fine non la possiamo assolutamente negare, ci sarà, va bene? Ma non di certo possiamo, come dire, affermare come andrà oltre, va bene? Quindi io dico, adesso diamo un attimo di indicazioni fino a mercoledì, va bene? Fino alla serata di mercoledì, e poi nel proseguo possiamo dedurre che sì, ci sarà questa diminuzione della temperatura, va bene? E una diminuzione che però non sappiamo ancora se sarà accompagnata poi da precipitazioni, quindi da quello che è il fenomeno della neve fino a quote di pianura. Questo non lo sappiamo assolutamente. Anche perché, come potete capire, vedete questo trattino, questo retino grigio, va bene, quest'area retinata grigia, indica proprio, se noi la sezioniamo perpendicolarmente appunto a queste linee rosse, se noi la sezioniamo abbiamo un'entità su quella che è l'incertezza, no, dell'elaborazione. Cosa possiamo vedere qua? Che un'incertezza che è praticamente nulla 5 in questi gradi, no, primi... 5 gradi di... Prego, sì, ecco, e cominciamo ad Sì, un avere poi 5 un'incertezza gradi. maggiore. Prego, Sì, un dimmi 5 Marco. gradi di incertezza abbiamo. Sì, sì, sono 5 gradi buoni di incertezza qua, quindi insomma non sono pochi, non sono pochi alla fine. Va bene. E una incertezza veramente fino al 10 possiamo comunque fare una previsione. Allora, io come al solito cerco sempre di concentrarmi su quello che abbiamo oggi e vedere poi con calma quello che succede, ma non sono assolutamente un previsore, non faccio previsori. Come dire, sono favorito in questo, posso, come dire, ancora Però posso elaborare le idee per diletto, ecco, per diletto. vorrei Prego. spezzare una lancia a tuo favore che ne saresti assolutamente in grado, eh. Beh, ma però non mi applico, non ho, come dire, quelle tempistiche necessarie sufficienti per applicarmi, va bene? Va E bene. magari mi applico quando, è recente il 28 dicembre, e con Marco e con gli altri abbiamo fatto un summit per appunto le neve nelle province di Vicenza. Diciamo che Certo. non è proprio così andata bene, 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 perché abbiamo avuto nevicate superiori a quelle che avevamo previsto. Comunque è anche vero che stabilire l'accumulo della Era neve, dura, era dura, era dura, specialmente era a dura. bassa quota, con tutte le variabili che ci sono, è Sì, sempre un po' se un'incognita. devo dire la mia, se devo dire la mia, quei 5 centimetri in più, appunto, ripeto, non me li aspettavo. Non avevo gli strumenti anch'io, personalmente, per dire sì, con una buona certezza, con poca incertezza, con una contenuta incertezza, riesco a dire che possiamo avere anche oltre i 10 centimetri. Ecco, li abbiamo Certo. avuto 5 centimetri in più, ma non riuscivo, io personalmente lo ammetto, a dire che potevamo avere 5 centimetri in più. Comunque, cosa possiamo dire per le prossime 48 ore? Parliamo della giornata, parliamo di stanotte, la notte tra oggi e domani, possiamo avere qualche disturbo fino all'alba di domani, qualche disturbo, qualche precipitazione qua e là, va bene, nelle zone, un disturbo orografico, va bene, tra il Trevigiano, Vicentino Trevigiano fino al Pordenonese e anche in parte l'Udinese, Prealpi, sempre zona prealpina. Poi avremo una piccola pausa per arrivare poi alla notte. Comunque quote delle nevicate ancora piuttosto alte, Ma quindi sempre adesso noi abbiamo avuto un raffreddamento della colonna d'aria, quindi quote nevicate, io penso che si girino sui 1000-1100 metri mediamente. Possiamo avere magari 800 metri se abbiamo precipitazioni più intense, ma questa notte non saranno previste precipitazioni intense, sono proprio precipitazioni deboli, sparse, non è che non sono tanto significative. Quello che sarà il peggioramento significativo invece l'avremo a partire dalla seconda metà della notte di mercoledì, va bene, fino sì. a mercoledì pomeriggio circa. Eh, io appunto ho visto un po' di materiale, un po' di mappe, così fino a metà del pomeriggio, e avremo un lieve raddolcimento nelle fasi un po' più intense delle precipitazioni e lì il limite della neve chiaramente tenderà un po' a salire, tenderà un po' a salire anche in questo episodio. Poi scendere, ma cosa succederà nel momento più bello, quando avremo magari la parte più interessante del raffreddamento, le precipitazioni comunque cesseranno e quindi con tutta probabilità, ripeto, non con certezza, non assisteremo a chissà quale grande calo del limite della neve.
Sembra ci sia un po' di disturbo nella mattina di giovedì, quando ci sarà l'ingresso dell'aria fredda, ma è durissimo da leggere quello, è assolutamente Ecco duro. Marco, proprio su questo aspetto, così do la parola anche a te. Come ha detto giustamente anche Davide, l'entrata dell'aria fredda che è prevista dalla modellistica nella giornata di giovedì potrebbe, secondo diciamo alcuni parametri, anche a parte che oggi non sono ancora delineati, ma alcuni telespettatori ci chiedono l'entrata dell'aria fredda potrebbe creare una sorta di instabilità in alcune zone, visto che comunque l'aria fredda sembra anche abbastanza impetuosa e drastica, perché comunque perderemo diversi gradi, specialmente ad alta quota, rispetto anche al giorno precedente, ancor più al giorno prima. Cosa ci senti di dire tu al riguardo? Non mi vede molto favorevole questa eventuale ipotesi. Si tratta di aria fredda abbastanza pellicolare, quindi estesa soprattutto nei primi 2 chilometri dal suolo verso l'alto. Un'aria fredda che avrà sì la capacità di generare un contrasto per gradiente termico igrometrico con l'aria preesistente. Però non credo l'ingresso sarà così tumultuoso come molti sostengono. Anche per quale motivo? Perché non è supportata dall'entrata di vorticità in quota, non vi è una goccia fredda in quota in transito. Anzi, la pressione atmosferica tenderà ad aumentare sul nostro territorio e non è sicuramente agevolante il sollevamento di masse d'aria e l'aumento della pressione che andremo a vedere. Un aumento della pressione dovuto anche al peso dell'aria fredda che entrerà sul nostro territorio. Quindi al di qua delle Alpi, sul versante sud delle Alpi, la pressione tenderà ad aumentare e io mi attendo quindi aria fredda, piuttosto anche dal punto di vista del rinforzo della ventilazione, soprattutto della porta di Trieste, abbastanza tesa. Potremmo raggiungere delle raffiche notevoli dalle parti di Trieste, quindi ventilato soprattutto lungo le coste, ma per lo più con cielo sereno e con temperature assolutamente frizzanti, in forte calo, soprattutto durante la giornata di venerdì. Mi aspetto una giornata piuttosto fredda venerdì con valori termici in pianura che saranno nell'ordine di alcuni gradi al di sopra dello zero. Però facciamo attenzione perché quando entrano masse d'aria di questo genere, quando saremo all'ombra, farà piuttosto freddo all'ombra. Insomma, Sì, se posso percepiremo più aggiungere, freddo di quello che sì, prego. se posso aggiungere, io adesso vabbè per l'utenza ormai parlo un po' arabo, ho visto Arpage e Bolam che si spingono un po' più in là e i disturbi, quelli che si vedono come dire, nella parte bassa del Veneto rivolta verso il mare. E qualcosetta verso Quindi il Basso Veneto, Emilia Romagna, Basso Veneto ed Emilia potrebbe Romagna. giocare un effetto un po' il mare, l'umidità Mi sembra che legata ci al sia, mare, sembra quello, che ci sia un po' d'effetto del mare, un po', però sono veramente disturbi, non sono... locali, sì. sì, potrebbe essere, ripeto, c'è bisogno di tante conferme per dirlo, perché stiamo parlando dell'11, quindi siamo andati oltre quell'affidabilità lì, E sono andati un soprattutto po' questi oltre. sono parametri che non possiamo stabilire, Ma come hai detto giustamente infatti, te, con così largo io, anticipo. io per esempio stasera dico, c'è questa probabilità, tengo monitorato, ma non so dare un responso per la mattina dell'11. Sono in questi Certo, disturbi che sono concentrati verso il Basso Veneto, quindi sulla costa che dà verso il mare, e un po' in Emilia certo. Romagna. Stop, ma sono robe di poco conto, quindi però teniamo un attimo monitorato. Tengo monitorato e Però vedo stiamo e, all'occhio, per così dire. esatto, e se noto dei cambiamenti che appesantiscono la situazione, mai non so, tra oggi e domani, allora bene, sulle attenti. Se invece vedo comunque ci sono dei cambiamenti che non portano a come dire, un peggioramento più deciso, quindi a un miglioramento di disturbi in precipitazioni mai più organizzate, allora dico, beh, effettivamente era una lettura del modello un po' marginale e non la prendo in considerazione. Insomma, attualmente ci sono quei due modelli lì che vedono ripeto, la costa del Basso Veneto verso il delta del Po e la costa dell'Emilia Romagna
essere interessate da qualche precipitazione locale. Insomma. Ecco sì, come hai detto giustamente te, ricordiamo che il Moloch e anche Arpege sono due modelli Bolam, meteorologici. Bolam. Ecco il Bolam, Ma ecco, è 7 sì, sono due. chilometri, perché 7 chilometri si spinge fino a giovedì, insomma. Esatto, quindi ci sono dei modelli meteo a cui noi previsori facciamo affidamento quando stiliamo le previsioni, perché comunque Sì, ecco, quando le raffiniamo andiamo a vedere altri modelli, diciamo, perché questi qua invece ci permettono di andare a 3 giorni. certo, beh, Oltre, certamente, esatto, quindi nelle 48 ore cominciamo ad avere modelli con passi griglia, quindi con risoluzione completamente maggiore, diversi da un 7 sì, km di Boleam, per dire, ecco, assolutamente mentre sì. anche Arpeggio, sì, fin a un certo punto arriva, è performante Arpeggio alla fin fine, non niente di che. Nel senso che cioè, non niente che, non c'è niente da dire assolutamente, però bisogna sempre tenere sotto controllo, insomma, perché ripeto, stiamo parlando a 72 ore, non 72 ore, ma una sessantina di ore, quindi sì, mettiamo le mani avanti, ecco. Diciamo a quasi 3 giorni, ecco. Quasi 3 giorni, Eh, sì. allora, prima di concludere, perché il tempo sta volando, siamo ormai a un'ora e mezza di diretta, quindi volevamo proprio concludere la puntata, la rubrica. L'abbiamo già un po' accennato comunque nel corso della diretta. I cannoni antigrandine, ecco, senza entrare in modo troppo impetuoso nel dire hanno efficacia, non hanno efficacia. Marco prima comunque qualcosa ha accennato, quindi io chiedo a entrambi, chi vuole rispondere prenda pure la parola. Eh, Ma molti comunque fanno se ti va bene la mia affidamento. risposta, Sì, 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 la mia certo, risposta intervenite è pure. abbastanza netta, no. La mia è Sì, la risposta che non è solamente mia, ma è la risposta che ha dato anche in più occasioni l'ente regionale, ovvero l'ARPA Veneto, ma l'ha data anche l'ARPA Emilia Romagna, l'ha data tutta quella che è la meteorologia ufficiale, ovvero che questo non è un sistema che funziona per la prevenzione della grandine. Se dobbiamo prevenire la grandine è opportuno dotarsi di sistemi differenti. Cosa voglio dire? Voglio dire reti antigrandine, voglio dire assicurazioni, voglio dire tutti quei sistemi di prevenzione che abbiano una reale efficacia per contrastare questo fenomeno. Il cannone antigrandine è un sistema che non è efficace, ma la scienza ci dice questo. Se vogliamo ascoltare la scienza, fidarci di quello che ci dice, bene. Se vogliamo scegliere di non fidarci, se pensiamo che possiamo permetterci di investire i nostri soldi per sistemi di prevenzione differenti, siamo liberi di farlo, consapevoli che i risultati possono essere nulli e non dobbiamo prendercela né con il cannone né con l'atmosfera, semplicemente dobbiamo prendercela con noi stessi perché abbiamo scelto un sistema inefficace, perché la scienza ci dice quanto poco o quanto nulla un sistema può essere utile per aiutarci a prevenire un eventuale problema, un eventuale disturbo che può essere quello economico di dover sborsare i danni derivanti da una precipitazione grandiligera sul nostro raccolto. Io lo so che quando affronto questi argomenti è sempre piuttosto complicato perché si va a incocciare con convinzioni che sono radicate da svariati anni, soprattutto quando non esiste un sistema assoluto di prevenzione. Allora ecco che quando un sistema assoluto funzionante non esiste, piuttosto di non fare niente, va bene anche piuttosto è meglio di niente, si dice, no? In questo caso il piuttosto significa cannone piuttosto che non fare niente. Siccome sistemi funzionanti al momento in assoluto non ce ne sono, perché l'assicurazione ci costa del denaro e talvolta capita che nemmeno la grandine vada a interessare i nostri territori, quindi si tratta di una spesa comunque preventivamente investita. La rete ha un costo di installazione, non ci protegge in modo assoluto perché certe grandinate non vengono diciamo limitate nemmeno dalla presenza delle reti, perché sappiamo che quando i chicchi assumono delle dimensioni ragguardevoli riescono anche a bucare le reti, oppure qualche volta quando assumono una portata importante e riescono addirittura a sfondarle per il peso che vanno a generare al di sopra di queste reti. Inoltre la rete è anche limitativa per le coltivazioni, non tutte le coltivazioni si adattano al posizionamento delle reti, penso soprattutto agli alberi da frutto, penso alle ciliegie, penso a coltivazioni che magari non si prestano in maniera agevole ad essere protette.
Ecco, questo è quello che posso dire io. Io devo prendere una posizione che è quella scientifica. Del resto la scienza questo ci dice. Non posso venire qua a dire funziona un po'. Non è un sistema che funziona un po', è un sistema che non funziona. Davide, prego. Sì, io mi Sì, io aggancio. prima di lasciare la parola a Davide, volevo però, quindi di conseguenza quello che tu hai appena detto, quando una persona, è capitato anche nei commenti di Meteo in Veneto, come anche in altre pagine meteo, quando alcuni utenti quindi ci dicono, ma nella mia zona non ha grandinato perché hanno sparato con i cannoni. Quindi, come rispondiamo a questa affermazione? Bene, posso? Rispondiamo che la grandine Posso? interessa settori di territorio estremamente ridotti. Pertanto è estremamente probabile che in determinate circostanze abbia grandinato in un posto e non abbia grandinato in un posto vicino, non per il funzionamento del cannone, ma semplicemente per la casualità. Abbiamo avuto più e più occasioni in cui il cannone è funzionato, è grandinato lo stesso anche al di sotto del cannone e le scusanti erano differenti, ovvero quali erano? Che o il cannone dei vicini ha sparato di più, oppure che hanno sparato troppo poco con questo, perché non è riuscito a rompere la grandine, oppure che è entrato in funzione troppo tardi, oppure che il temporale era troppo forte rispetto agli altri temporali. Insomma, una scusa c'è sempre per chi crede a questi funzionamenti. Scusa Davide, ti ho interrotto, prego. Io aggiungo solo, se non ci fosse stato il cannone, la grandine sarebbe stata più grossa. È grandinato, ha danneggiato, per fortuna il cannone ha sparato, perché sennò altrimenti la grandine era più grossa. Ma come fai tu a dirmi che stava cadendo grandine più grossa? E questo, ma cosa Infatti. avevi? Eri a 8-10 mila metri, vedevi il diametro di chicchi che stavano cadendo e poi improvvisamente sei venuto al suolo a misurare il diametro di chicchi che sono caduti, forse? Ok? E come dire, c'è un sito, va bene, un altro sito a 5 km di distanza, in mezzo a grandinato, altra scusa. No, lì purtroppo mancava il cannone. Quindi tra due siti con cannoni a 5 km di distanza è andato a grandinare proprio in mezzo, ci vuole un cannone anche lì, dobbiamo mettere per forza un cannone anche lì. Io, come dire, all'estremo di tutto questo ragionamento, uno potrebbe dire, vabbè, diamoci un limite, mettiamo un cannone ogni 100 metri, ok? Andiamo a spendere, espandere tanti di quei soldi che solo il Signore lo sa, per mettere un cannone ogni 100 metri. Quando arriveremo all'estremo del ragionamento, avrete solo la scusa delle grandine troppo grosse a questo punto, va bene? Perché da che mondo è mondo ci sono i cannoni e continua a grandinare. Le notizie ci dicono, i giornali ci dicono che continua a grandinare, continua. Anzi, se vogliamo, abbiamo grandine veramente di grosso calibro ultimamente, ok? Ma veramente di grosso calibro, quindi cioè, non è che possiamo, come dire, inventarci, le scuse sono finite, ormai le scuse sono finite, ok? A me, insomma, Basta andare a mi vedere dispiace anche vedere, sì, il denaro stanziato come rimborso all'agricoltura per danni da grandine è sempre quello, eh. Anzi, aumenta chiaramente per il costo per il valore del denaro, no? Ma è aumenta chiaro. esponenzialmente in anno. Eh, D'accordo, quindi adesso sempre comunque aperto ad ogni tipologia di visione, ok? Se qualcuno però vuole cercare di convincermi che grazie al cannone la grandine è venuta giù con 3-4 cm di diametro, se no poteva venire giù con 8 cm di diametro, non ci riuscirà. Non ci riuscirà a convincere perché non abbiamo gli strumenti per dire vado a misurare il chicco su a 8000 metri. D'accordo? In senso, oppure ecco l'altra scusa è grandine di meno. Quando sono i cannoni sta grandinando di meno. Ok, ma nella tua zona, ma tu pensi che nella tua zona ci sia una grandinata e l'anno dopo ce ne sia un'altra, dopo l'anno dopo ce ne sia un'altra? Ma nel senso, un anno la grandine colpisce lì, l'altro grandine colpisce dall'altra parte. Abbiamo fasce dove grandina di cosa sono? Di larghezza di 1 chilometro e mezzo, non di più. Ok? E quindi in teoria dovremmo avere tutte le persone in quel chilometro e mezzo che possono dare una considerazione eventualmente sulla grandine caduta. Ci sono troppe cose che non reggono né in quello che è un ragionamento. Il volere imporre che grazie alla presenza del cannone c'è un condizionamento sulle prestazioni grandinigene,
Prego, provateci, prego, ma nel senso, probabilmente... Sì. Ti racconto un episodio. Mi è capitato durante una lezione di meteorologia che tenevo in un comune. Una signora ha preso la parola e mi ha detto che ha avuto l'auto danneggiata dalla grandine. Da quando hanno installato il cannone vicino alla sua abitazione non ha più avuto l'auto danneggiata dalla grandine. E che gli ho chiesto: ma prima di quel danno lì avevi avuto danni? No. E per quanti anni hai avuto l'auto senza danni? Per 32 anni. Bene, in 32 anni l'ha avuta danneggiata una volta sola, poi hanno messo il cannone e non l'ha più avuta danneggiata per altri 6 anni. Allora, cioè, i 30 anni precedenti non erano niente, non c'era il cannone, eppure non era mai grandinato. Grazie all'assenza del cannone, allora. Esatto, quindi vuol dire che fra 32 anni, cioè fra 26 anni dovrei ritrovare la signora e chiedere com'è andata, sinceramente, perché, d'accordo. Ma infatti io le ho detto, signora, si rende conto che per ben 32 anni non ha preso nessuna grandinata grazie all'assenza del cannone? Ma non attacca, che è la verità, no? Non attacca qui. E quello è un po' il problema. E non so quante volte, perché ho lavorato per 15 anni in un comune di Breganze, quante volte sentivo sparare i cannoni con temporalini da 4 soldi, da 10 mm, 15 mm, temporalini da termoconvezione diurna, neanche temporali da grandine, va bene? Però non si riconosce, tanto tuona e quindi dobbiamo sparare. Se tuona, se sfortunatamente dobbiamo sparare per forza, e quindi poi sente un tuono ogni 10 minuti e il frastuono dei colpi dei cannoni, va bene? Quindi non c'è neppure, come dire, la percezione di quello che potrebbe essere un temporale violento, oppure no. Io mi ricorderò per sempre la zona vicino anche a Valdobbiadene, oltretutto, che è stata colpita, ma io penso alcuni anni fa, un 4-5 anni fa, da una grandinata terribile al mattino, all'alba, subito all'alba. Lì all'alba o i cannoni non sono stati attivati o non c'erano troppo pochi cannoni, ecco, quelle erano le scuse, no? Va bene. Però c'erano 4-5 centimetri di diametro e soprattutto, notizia di giorni dopo, si attiveremo, per consorzi si attiveranno per raccogliere i fondi per poter installare nuovi cannoni in quella zona lì, va bene? Vabbè, prego, installateli, cosa volete che vi dica? Cioè, nel senso, importante che mi si venga a dire, mi si venga a cercare di convincere che perlomeno io un po' un minimo di testa ce l'ho sulla meteorologia, che effettivamente un cannone può servire, perché effettivamente l'energia in gioco è completamente squilibrata rispetto a quello che può offrire un cannone. E attenzione che tanta gente, ho sentito anche situazioni di tanta gente, ho detto, ma mi ha grandinato e non ho sentito i cannoni in funzione. Ah, io invece sì, io invece i cannoni li ho sentiti. Ma perché? Perché ci abito a 20 metri. Ma per cosa è successo allora? È successo che il rumore della grandine copriva addirittura il colpo di cannoni. La grandine è talmente intensa che a 50 metri di distanza neppure lo sentivi il cannone. Va bene? Neppure lo sentivano. Quindi già a livello acustico, e il cannone dovrebbe lavorare sull'acustica, già a livello acustico non lo sentiva a 50 metri. E cosa ha avuto? Che va a rompermi il chicco a 8000 metri. Se a 50 metri non lo senti neppure l'onda acustica. Tanti saluti. Cioè, questo è cioè, avere un minimo di granus salis, secondo me, di dire, guarda, vabbè, è una convinzione che avevamo, sicuramente bisogna trovare un altro sistema per poter, come dire, salvarsi dalla grandine, per forza. Perché certo. quei dispositivi lì, cosa volete? Io non vado, ripeto, non sono, chi sono io per dire, li vado a contestare. Se voi ci credete, credeteci, cosa ti dica, liberi di crederci. Certo, posso aggiungere, io non abbocco perché non... Prego. Sì, vi è una scarsa conoscenza anche del sistema, del meccanismo di funzionamento di questi dispositivi, perché io ho trovato persone che mi hanno detto da me il cannone non ha funzionato perché il comune vicino gaspara il doppio e me l'ha mandato qua il temporale. Sì, cioè, adesso il cannone è quello che sposta le nuvole. Sì. Sposta il temporale. Oppure hanno sparato il temporale sbagliato. C'erano 2 temporali, io che indirizzava verso il temporale sbagliato, che tra l'altro il cannone è una postazione fissa, perché non può essere direzionabile, è una postazione fissa. Sì. È una postazione fissa con una camera di combustione dove viene immesso
del GPL, che poi viene attivato da lontano col telefonino e manda verso l'alto delle esplosioni ogni 20-30 secondi. Quello è il funzionamento. Si prefigge di rompere, di frantumare o di inibire la nucleazione dei chicchi di grandine attraverso la vibrazione dell'aria indotta dalle onde sonore. O 10.000 metri più in alto. Che arriva come uno schiocco di dita il rumore. Sì. Provate, bene. Se volete testare, provate a rompere un chicco con uno schiocco di dita. Mettete un chicco di grandine sulla tavola e schioccatevi le dita vicino. Vediamo se si rompe. Ecco, hai dato anche un giusto suggerimento, così la prossima volta qualche nostro utente, essendo che ha questa convinzione, proverà da casa in tempo reale ad accomunare il chicco di grandine, farà lo schiocco di dita e vediamo cosa succede. E se volete provare a capire se il chicco di grandine contiene dell'aria necessaria al processo di cavitazione, quindi a tutto quello che ci ha insegnato Venturi, che ce l'ha insegnato per ben altri motivi, non certo per arrivare a fare queste qua, insomma, si rivolterà nella tomba il buon Venturi, no? Provate a dare una martellata al chicco di grandine, vedete quanta aria tiene. Se contenesse aria, basterebbe toccarlo con un martello per romperlo, no? Invece sarà necessario imprimere della forza sul martello per rompere il chicco. Bene ragazzi, io con questo... Prego. No, dico povero Venturi che non aveva queste idee per la testa. Ecco, se vuoi, visto che lo hai nominato, se vuoi anche ricordare di chi stiamo parlando, magari per chi non lo conosce, così riusciamo anche ad andare un po'... Venturi ci ha anche spiegato il meccanismo per cui all'interno di una valle chiusa le masse d'aria, quando vengono sospinte da forte ventilazione, aumentano la loro velocità al restringimento della sezione di passaggio. Quindi sostanzialmente ci ha dato delle indicazioni fisiche sul movimento dei fluidi e ci ha dato indicazioni anche sulla vibrazione, su questo processo che si chiama cavitazione, ovvero la rottura attraverso la vibrazione, attraverso l'aria che è un fluido poco denso. Molto bene, allora noi siamo arrivati al termine della puntata, abbiamo veramente toccato diversi temi, sia sotto la stagione invernale ma anche quella primaverile. Ricordiamo che il tema di questa sera era proprio anche dare un focus, dare diciamo delle nozioni anche per capire l'efficacia, in questo caso la non efficacia dei cannoni antigrandine. Ci sono stati anche degli esempi abbastanza eloquenti, devo dire, abbastanza pratici al riguardo, quindi chi vuole capire e comprendere intenda, per così dire. Io ringrazio i miei ospiti di questa sera, ringrazio anche tutti coloro che sono stati con noi da casa, quindi che ci hanno seguito, che hanno anche interagito con noi attraverso dei commenti. Devo dire che siete sempre molto efficaci, molto pratici e anche sempre sul pezzo, per così dire, quindi ci seguite veramente con cuore, con attenzione e soprattutto state imparando a comprendere il comportamento del nostro clima, la nostra atmosfera, i limiti che questa scienza come la meteorologia, comunque essendo anche tra l'altro una scienza incerta di partenza, ha e continuerà ad avere. Ovviamente ringrazio anche Marco per aver anche chiarito anche l'aspetto della modellistica, facendo anche il parallelo tra come eravamo molti anni fa rispetto ad adesso. Ringrazio anche Davide per tutte le nozioni anche a livello veramente capillare dalle nevicate che ha appunto menzionato e spiegato anche con le immagini, veramente molto molto bravo, molto competente. Quindi grazie Marco, presidente dell'associazione Meteo in Veneto. Ringrazio anche Davide Rosa, socio ordinario sempre dell'associazione Meteo in Veneto. Marco, se vuoi concludere ricordando anche l'aspetto del tesseramento riguardante la pagina Meteo in Veneto, visto che comunque abbiamo l'opportunità, prima di concludere, diciamo che comunque noi siamo anche aperti verso tutti gli appassionati meteo che vogliono comunque entrare e fare parte della nostra associazione, vero? Assolutamente sì, la nostra associazione si chiama Meteo in Veneto, si occupa di divulgazione della meteorologia, si occupa di far conoscere meglio questa scienza
a tutti gli amici e gli appassionati che abbiano voglia di approfondire quello che sono le conoscenze di base della nostra atmosfera, del nostro microclima, di come registrare i fenomeni, di come misurare i parametri della meteorologia, ma anche per scambiare quattro parole sulle osservazioni che abbiamo fatto recentemente oppure che abbiamo fatto anche nel nostro passato più lontano. Perché spesso quando ci fermiamo a riflettere sul nostro passato, scopriamo che tanti degli eventi che abbiamo vissuto sono legati a condizioni atmosferiche particolari. Una nevicata, un temporale, una forte pioggia che magari ha contraddistinto l'arrivo in chiesa il giorno del nostro matrimonio, o che ne so, di un evento particolare che ci ha rallegrato la nostra giornata e magari in quel giorno lì stava nevicando fuori dalla nostra E finestra. sempre Ecco, diverse tra loro. E sempre diverse tra loro. Ecco. Assolutamente sì. Quindi l'invito è per approfondire la vostra conoscenza è di avvicinarvi alla nostra associazione, un'associazione inclusiva che lascia estremamente con piacere spazio a nuove persone che abbiano voglia di avvicinarsi, cerca di guidarle nella conoscenza, cerca di mettere a disposizione le conoscenze che si hanno per approfondirle insieme. Per associarsi è sufficiente scrivere alla mail info@meteoinveneto.it, vi risponderà il nostro segretario che vi darà tutte le informazioni necessarie. Attraverso l'iscrizione si accede anche ad una chat di condivisione delle informazioni in cui contribuire con le vostre osservazioni, leggendo quelle che sono le analisi dei previsori, leggendo quelle che sono le nostre considerazioni sull'evoluzione del tempo futuro, ma non solo, si può anche fare amicizia con persone con cui si condivide una passione comune e in futuro, mi auguro presto, quando questa situazione sanitaria sarà messa definitivamente alle spalle, ci sarà l'occasione di trovarsi tutti insieme per un'occasione conviviale, come si dice, con le gambe sotto la tavola, a mangiare insieme, a parlare di meteorologia, ma a parlare anche delle nostre vite, di chi siamo, di come vogliamo interpretare insieme la nostra passione, se abbiamo delle idee, dei suggerimenti per rendere ancora più bella questa condivisione tutti insieme. Info Grazie mille Marco. @meteoinveneto.it. Ripetilo pure perché si è sentito poco bene. Ripetilo pure. info@meteoinveneto.it, tutto attaccato Meteo in Veneto. Ecco, e come ha detto anche Marco, vi risponderà il nostro segretario e vi darà appunto delle istruzioni efficaci e chiare per come entrare anche all'interno dell'associazione Meteo in Veneto. Noi, come ha detto anche lui, vi aspettiamo, siamo assolutamente inclusivi e troverete sicuramente delle persone alla mano, capaci di potervi anche aiutare a voler crescere anche sotto la meteorologia, quindi abbiamo anche tra l'altro degli elementi che sono molto molto validi, siamo tutti molto molto bravi, però devo dire ci sono anche degli elementi anche professionali molto bravi. Mi viene in mente ad esempio anche il nostro Paolo Frontero, che prossimamente tra l'altro avremo anche il nostro ospite, che lui è proprio meteorologo, ha lavorato anche all'ARPA, tra l'altro ha vinto anche il premio come meteorologo dell'anno, proprio nell'anno che ci ha appena preceduto, quindi insomma vorrà pur dire qualcosa. Assolutamente il nostro Paolo è insostituibile. Io allora ringrazio ancora una volta te Marco come presidente dell'associazione Meteo in Veneto, quindi Marco Rapito, grazie ancora da Davide Rosa come socio ordinario per aver anche nel tuo caso dato veramente linfa, vitalità, forza con tutti gli elementi che hai messo proprio in risalto questa sera. Ringraziamo anche l'utenza che ci ha seguito fin qui, una lunga diretta, ma veramente una diretta profonda, ricca di informazioni che sicuramente fanno capire anche la differenza tra la cattiva meteorologia e la sana meteorologia. Ne sono assolutamente certo. Poi dove non arriva anche la capacità e le nozioni tecniche, comunque arriva il cuore, arriva la passione, quindi il proprio io, secondo il mio punto di vista, si trasmette anche attraverso un bollettino ben strutturato e si riesce anche a capire anche come diciamo il nostro carattere attraverso anche proprio le caratteristiche, anche semplicemente da un bollettino. Dal mio punto di vista si riesce a capire anche proprio le caratteristiche di ogni personalità.
Quindi io ringrazio tutti per la preziosissima diretta, per il vostro contributo, ringrazio anche l'emittente Baldo TV che ci ospita, che ci dà ampio risalto a questo tipo di informazione e di canale appunto meteorologico. Noi ci ritroviamo sempre la prossima settimana alle ore 20:45 di lunedì con la prossima puntata, con il prossimo appuntamento di Bel Tempo si spera. Io sono Riccardo Mazzocco, vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie ancora e arrivederci a tutti. Buonasera.